Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati a tutti voi. Inizia questa domenica 14 giugno con un bel po' di tempo da passare assieme. Saranno 3 i blocchi di diretta, come ormai siete abituati a conoscere da qualche mese a questa parte. Ieri avete visto è stata la grande giornata del Santo, Sant'Antonio, 13 giugno, con una lunga diretta a partire dalle 6 del mattino, trasmessa integralmente da Rete Veneta. E poi come Antena 3 ovviamente abbiamo seguito e abbiamo dato il nostro contributo. La giornata dedicata al Santo, e oggi è già il momento di voltare pagina, perché ieri sono partiti gli Stati Generali dell'Economia, che di fatto andranno a decidere quali potranno essere le mosse del governo in merito a fisco e in merito a investimenti. Abbiamo bisogno di andare a prendere attraverso lo strumento del Recovery Fund dei soldi dall'Europa, ma abbiamo anche bisogno di presentare progetti concreti affinché questi soldi arrivino nelle tasche del nostro governo. Ma prima di dare spazio al nostro primo ospite, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, che ci parlerà proprio da Roma, do il collegamento alla nostra Anna Maria Parisi, che si trova in questo momento a Marghera. Anna Maria, buongiorno a te, buona domenica. Buona domenica anche a te, cara Anna, e buona domenica a tutti i nostri telespettatori. Eccoci puntuali come sempre con questa consueta diretta qui da Marghera, da quello che è diventato ormai la sede della Protezione Civile, il punto stampa della Regione del Veneto, con il presidente Luca Zaia, che oramai da oltre 100 giorni quotidianamente riceve tutta la stampa per dare informazione in diretta, lo sapete, per quello che riguarda le nuove ordinanze e le misure urgenti in materia di prevenzione anche del contagio. L'ultima ordinanza, quella pubblicata poi nel pomeriggio sul BUR della Regione del Veneto, è la numero 59 del 13 giugno, è quella che prevede a partire da domani, lunedì 15 giugno, la riapertura delle discoteche, delle sagre, dei teatri, delle fiere, e poi così a scalare dal 19 di giugno altre attività per quanto riguarda anche la questione delle e quindi avete capito, poi dal 29 ci sarà la riapertura con poi previsto anche nella stessa ordinanza una cosa molto importante per quanto attiene alla parte dei turisti che arriveranno e stanno già arrivando, come abbiamo anche documentato dai nostri servizi qui da noi in Veneto, cioè la presa in carico di chi dovesse malauguratamente, cioè auguriamo di no, che questo non accada, risultare positivo, la presa in carico della regione con la ULSS di appartenenza, cioè dove hanno deciso questi turisti di andare a trascorrere il loro periodo di vacanza, nel caso appunto risultassero positivi per quanto riguarda il periodo di quarantena. E questo è praticamente una sintesi di quanto è stato pubblicato nel BUR con l'ultima ordinanza regionale. Ce n'è un'altra ancora in fase di studio per una nuova approvazione, quindi per nuove linee guida, e che riguarda la sanità. Ne abbiamo parlato anche ieri nel corso del nostro telegiornale. Riguarda cioè le entrate e le uscite contingentate nelle quelle che sono le RSA, le case di residenza, di riposo per anziani, ma anche i centri diurni e le comunità alloggio per disabili. E non ultima anche la questione dei minori che si trovano in case protette e riguardano che cosa? I loro affidi di questi minori, così come stabilito dal Tribunale anche dei minori, che verranno poi le linee guida previste da questa nuova ordinanza di cui ha parlato l'assessore alla salute del Veneto, Manuela Lanzarin. Hai domande da studio, Anna? Grazie Anna Maria, no, abbiamo subito già un collegamento da Roma, ci sentiamo più tardi, ovviamente a ridosso della diretta del Presidente. Buon lavoro, grazie.
Ecco, vi dicevo, abbiamo Andrea Martella che si sta collegando in questo momento con noi, facciamo un breve riepilogo grazie all'aiuto della collega Parisi, perché appunto a partire da lunedì ci saranno nuove aperture, finalmente si potrà tornare a frequentare una sagra, cinema e teatri, ma non solo, dal 19 di giugno saranno aperti anche i casinò. Sapete che il Casinò di Venezia insomma è un'apertura tanto attesa, anche quello è un indotto per la città lagunare, non da poco. E poi a partire dal 29 di giugno ci sarà spazio anche per le discoteche. Ovviamente anche qui bisognerà rispettare le norme anti-assembramento. Per quanto riguarda una discoteca sono favorite le aperture soltanto all'aperto. Vi ricordo che l'ordinanza di Zaia che è stata presentata ieri sarà valida fino al 10 di luglio. Allora, lo vedo già collegato con noi perché insomma ve l'ho detto in apertura, ieri sono partiti gli Stati Generali dell'Economia da Roma, tra applausi e polemiche, Stati Generali bagnati dalla pioggia ai noi, ma che hanno visto prendere parola ovviamente Ignazio Visco, ma non solo, anche i grandi big dell'Europa. Allora diamo subito la parola al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, che ringrazio. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito. Volevamo un po' capire con lei se è possibile già fare un primo bilancio di questi Stati Generali. Ci aiuta a capire, Martella, che cosa vogliono essere questi Stati Generali? Perché quello che è emerso, la parola forse il minimo comune denominatore che è emerso ieri sera è la necessità di concretezza, anche perché abbiamo bisogno di andare a prenderci i famosi soldi del Recovery Fund. Che cosa vogliono essere questi Stati Generali per l'economia? Lo spieghiamo un po' ai telespettatori. Sì, innanzitutto voglio ringraziarvi dell'invito, è un piacere per me essere qui anche questa mattina per discutere con voi su questi temi così importanti di quali ci stiamo occupando a livello nazionale, ma che sono importanti soprattutto per la vita reale dei cittadini e delle persone. Quindi ha fatto bene a richiamare la parola concretezza, che è la stessa richiamata peraltro dal Presidente della Repubblica ieri, quando parlando ad un'altra iniziativa ha detto che un momento come questo di confronto con le parti sociali, economiche, produttive, con le forze del lavoro e intellettuali del nostro Paese è importante se riesce ad ottenere dei risultati concreti. Ecco, noi siamo impegnati proprio su questo. La prima giornata è stata una giornata che ha dato il senso di che cosa si vuole fare, un po' presto sicuramente per trarne una valutazione di fondo. Direi che l'Italia non è isolata, ma è ben integrata nel contesto delle istituzioni europee. Il nostro Paese ha scelto di fare del rapporto con l'Europa un rapporto strategico per il nostro futuro. Si è aperto un dialogo e un confronto su cosa fare, sulle riforme, sui processi di modernizzazione da avviare per fare in modo che il nostro Paese possa essere rilanciato dal punto di vista economico e sociale. Mi pare che le parole di fondo possano essere due: ricostruire e trasformare. Ricostruire perché c'è bisogno di dare alla nostra economia, dopo quanto è successo con l'emergenza coronavirus, una nuova prospettiva di ricostruzione, come è avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, con un'integrazione delle grandi forze europee, e non solo in quel caso, e trasformare, cioè pensare che la nostra economia, la nostra società non tornerà a quello che è stata prima del coronavirus. E ora vanno introdotti elementi di cambiamento, di accelerazione di alcuni fenomeni che abbiamo visto in questo periodo. Ecco, il tema è proprio questo: ricostruire e trasformare, farlo attraverso un piano di riforme alle quali stiamo lavorando, alle quali, se vuole, dopo possiamo accennare. E nel piano di riforme ci sarà il tema del rilancio degli investimenti e ovviamente il tema del fisco. Nel quadro di queste 10 giornate, a chi sarà affidato, giusto anche insomma per fare un po' di nomi, a chi sarà affidata la parola che potrà guidarci in un'ottica di rilancio degli investimenti? Perché alla tavola rotonda degli Stati Generali dell'Economia sono state invitate tante persone. Se, come lei ha ben detto, ieri è stata la giornata dei big europei, quindi che ci permette di identificare questo momento come un momento in cui l'Italia si riconosce un paese europeo. Però da qui in poi il rilancio degli investimenti a quali attori è affidato? Innanzitutto mi faccia dire che
questo rapporto con l'Europa è particolarmente importante perché noi abbiamo delle risorse a disposizione. In altre occasioni l'Europa chiedeva solamente dell'austerità o un contenimento dei conti pubblici. Questa volta noi abbiamo avuto delle risorse importanti, prima con le scelte fatte dalla Banca Centrale Europea per stabilizzare i mercati, poi con il programma SURE per sostenere il reddito e la disoccupazione, risorse che useremo, ora con questo programma Recovery Fund che prevede 172 miliardi per il nostro paese. 172 miliardi che ovviamente non è che possono essere spese per la spesa corrente, mi spiace il gioco di parole, ma che devono essere indirizzati a certe riforme. Si tratta di infrastrutture materiali ed immateriali, quindi investimenti, come lei giustamente ha ricordato. Si tratta di green economy e quindi di sostenere quella trasformazione ambientale delle nostre imprese che può produrre molti posti di lavoro. Si tratta di digitalizzazione. Abbiamo visto quanto durante questa emergenza il nostro paese sia in ritardo su alcuni strumenti, quanto invece sia stato necessario usarlo. Pensiamo all'economia, pensiamo alla scuola, pensiamo allo smart working, e si tratta di puntare all'inclusione sociale, coesione territoriale, a riempire quelle differenze che si sono costruite, accentuate maggiormente in questo periodo a proposito di diseguaglianze. Ecco, chi trarrà le somme, lei mi chiede di tutto questo, chi potrà fare gli investimenti? Sarà il governo italiano, una volta presentato questo piano di riforma, avute le risorse dall'Europa, a definire quali saranno gli investimenti, a definirlo in tempi certi e a farlo con l'obiettivo di ottenere dei risultati concreti. Quindi il lavoro è un lavoro iniziale, ma non tanto iniziale, perché già nel mese di luglio noi pensiamo di poter chiudere questa trattativa a livello europeo. Di fatto è un'impostazione che già l'emergenza Covid ci ha un po' insegnato, no? Nei vari decreti che il governo ha emanato, dentro c'era già un'impostazione di non ripartire, ma non per tornare alla normalità, ma per creare qualcosa di più grande. Un altro dei grandi problemi, ad esempio, è la nostra pubblica amministrazione. Immagino che ci siano delle linee, lei ha parlato di digitalizzazione, anche per snellire un po' la macchina burocratica previste. Sì, questo è uno degli obiettivi strategici che noi ci siamo dati. Ha ragione lei, molte scelte le abbiamo fatte sull'onda anche dell'emergenza, però ora devono diventare scelte in qualche modo strutturali e per fare in modo che alcune riforme arrivino presto ai cittadini e alle imprese, perché i contributi, i sussidi, i ristori, la cassa integrazione arrivi più rapidamente di quanto in parte è avvenuto e sta avvenendo, abbiamo cercato di recuperare con il secondo decreto rilancio. C'è bisogno di una burocrazia più tenue, anzi di una burocrazia zero, di sciogliere quel groviglio di competenze che molto spesso fanno sì che il vero costo della politica è il tempo che ci si mette dall'assunzione di una decisione al tempo in cui viene realizzata. Ecco, stiamo lavorando a un decreto semplificazioni per fare in modo di abbattere sempre più quelle forme di incrostazioni burocratiche, arrivare più vicini e più direttamente alle scelte che riguardano i cittadini e a farlo anche impostando una pubblica amministrazione più digitale, più in grado di saltare alcuni passaggi e quindi di presentarsi correttamente nella vita reale delle persone. Siete invece parlando di fisco, un'altra delle notizie di fatto che sono state pubblicate questa mattina al termine della prima giornata è il no alla patrimoniale, perché poi insomma come diceva lei sono un po' i risultati, gli atti concreti, no? Le ricadute concrete sul territorio, quelle che insomma riusciamo anche a comprendere meglio in questo momento. Parlando di fisco, che prospettive ci sono per quanto riguarda il nostro PIL e per questa possibilità insomma di confermare questo no alla patrimoniale? No alla patrimoniale lo riconfermo immediatamente, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, ribadito ieri, non è all'ordine del giorno del nostro paese in questo momento una patrimoniale.
né penso che possa essere all'ordine del giorno una generica riduzione delle tasse senza aver costruito una riforma in campo fiscale. Il Premier ne ha parlato nei prossimi giorni, noi con l'autunno, nei giorni scorsi, noi con l'autunno e con la legge di bilancio dovremmo impostare anche una riforma fiscale con l'obiettivo di ridurre le tasse, perché le tasse alte sono un ostacolo alla ripresa economica, ma dobbiamo farlo in un forte potenziamento della progressività del nostro sistema tributario, con una particolare attenzione ai redditi bassi e medio-bassi, non certo partendo dai redditi alti. Ecco, quindi una riforma che dovrà essere fatta anche in una logica, in una chiave europea, progressiva, secondo quanto prevede la nostra Costituzione, con l'obiettivo di ridurre le tasse a chi ha meno, ma con l'obiettivo di ridurle a tutti per poter rilanciare la nostra economia anche tramite questo intervento. Del resto, investimenti e riduzione delle tasse sono due delle chiavi fondamentali perché la nostra economia possa riprendere. Senta, forse una delle cose interessanti di questi stati generali dell'economia è anche il fatto che a queste tavole rotonde, ovviamente in videoconferenza, siano stati invitati a partecipare anche personalità di spicco del nostro paese, della sua economia, come ad esempio, non so, l'architetto Renzo Piano, piuttosto che Farinetti, insomma grandi imprenditori. Ecco, quale può essere il contributo di tutte queste categorie all'azione di governo in questo momento? Ovviamente il governo nella fase dell'emergenza ha dovuto decidere in qualche modo da sé. Adesso è arrivato il momento dell'ascolto. Assolutamente è arrivato il momento dell'ascolto e anche il momento poi in cui è necessario trarre delle somme e fare in modo, come abbiamo detto, che questo ascolto si trasformi in azioni concrete e in risultati concreti. Si tratta di consultazioni nazionali, e cioè di mettere intorno a un tavolo il meglio della società italiana dal punto di vista delle sue forze economiche, civili, intellettuali, e quindi si è pensato che oltre alle categorie che tradizionalmente vengono consultate ci potesse essere un contributo anche di nomi di prestigio della vita culturale, economica del nostro paese. È una modalità, credo, importante, che parte dalla consapevolezza che la classe dirigente di un paese non è data solamente da chi fa politica, ma è data dall'incrocio tra le forze dell'impresa, del lavoro, quelle intellettuali, e tutti quanti insieme dovrebbero dare un contributo per poi permettere di compiere delle scelte a chi governa, che però abbiano un livello di coesione alto, un livello di confronto che sia partito dal basso. In questi giorni infatti noi stiamo ascoltando le varie categorie economiche a livello locale, ovviamente, quindi dal Confartigianato piuttosto che Apindustria, Confindustria del territorio, che stanno demandando le loro istanze proprio ai loro referenti nazionali affinché li possano portare a questi tavoli di Roma. I grandi assenti, invitati peraltro, insomma è stata l'opposizione, immagino che questa domanda un po' lei Martella l'aspettasse. Grandi assenti perché secondo lei insomma, sicuramente è una scelta che non fa bene al Paese in questo momento? No, credo anch'io non faccia bene al Paese, credo che ci sia stata un po' una sottovalutazione dell'iniziativa, che poi si è trasformata in un'attenzione con le critiche che hanno innescato anche un dibattito a destra. Ma per fare una battuta, mi sembrano colti da una sindrome alla Nanni Moretti. Mi si vede di più se vado o se non vado, mi si nota di più se sono presente o se sono assente. Hanno scelto questa seconda ipotesi. Io credo che le forze del centrodestra che si sono sottratte a questo confronto abbiano perso un'occasione, perché credo che anche da loro potesse venire un contributo e comunque che fosse utile il confronto. Non a caso Conte ieri ha rilanciato la possibilità di poterli incontrare anche alla fine di questa prossima settimana. Diciamo che è quasi ovvio il richiamo che è stato fatto, l'impegno patriottico anche da parte delle forze di centrodestra. È un po' difficile criticare il governo perché non fa, e l'Europa perché non fa abbastanza, quando in Europa sono gli alleati sovranisti di Salvini e della Meloni, cioè Orban, che
in questo momento porta ostacoli il Recovery Fund e quindi sulla rinascita europea. Temo che sia un po' un'irrilevanza internazionale di questa destra che in questo momento si trova senza risposte facili, che quindi cavalca problemi per avere consenso ma non offre soluzioni. Del resto, quanto ha fatto l'Europa in questo periodo, dopo la pandemia, è un po' la vittoria della solidarietà e delle politiche europee contro l'egoismo, contro il sovranismo, contro una visione di chiusura. Ieri Ursula von der Leyen ha detto l'Europa si è destra, ecco, se l'Europa non a caso l'ha detto richiamando il nostro inno, se l'Europa si è destra lo si deve anche a quanto ha fatto il governo italiano in questi mesi difficili, soprattutto quanto hanno fatto i cittadini italiani. Noi siamo stati precursori di una lotta al virus e poi abbiamo preso delle scelte anche di carattere economico che gli altri paesi stanno guardando con grande attenzione. Possiamo dire che insomma per la prima volta dopo aver visto questo l'Europa ha cambiato decisamente insomma il suo atteggiamento, si è visto anche insomma dal tono degli interventi di ieri, no? Ha cambiato davvero modo di relazionarsi al nostro paese forse, no? Con uno spirito di squadra piuttosto nuovo. Direi di sì, è come se in Europa in queste ultime 3 settimane fossero successe più cose di quanto sono successe negli ultimi decenni. È come se sia partita una consapevolezza che ci fa oggi dire che l'Europa può recuperare lo spirito dei padri fondatori e ritornare ad essere quello che dovrebbe essere, cioè un soggetto in grado di ragionare con una logica unitaria e davvero globale. Del resto vorrei anche dire che l'Europa ha dato delle risposte migliori di quanto sono riusciti a darle per esempio gli Stati Uniti nella lotta alla pandemia, oppure alcuni paesi diciamo sovranisti come il Brasile, che hanno detto delle cose, negato delle altre, assunto poi delle scelte molto molto discutibili. Ecco, l'Europa c'è stata in questo periodo. Credo molto grazie all'iniziativa anche del nostro paese. Adesso, per dire che si è ritrovata, è necessario fare quelle scelte di cui abbiamo parlato all'inizio. Soprattutto è necessario che vada bene il confronto nel mese di luglio con il Consiglio europeo, con i Paesi membri, che sono 27, si definisca velocemente il quadro. Le risorse parte potranno arrivare in autunno, parte arriveranno il prossimo anno, dovranno essere legate a quelle riforme e noi non vogliamo sprecare neanche un euro delle risorse che abbiamo. Ecco, si è anticipato un po' la mia ultima domanda, io so che lei deve scappare, quindi davvero la trattengo ancora un paio di minuti. La domanda è quella legata alle tempistiche. Il piano deve essere presentato insomma entro settembre, no? Con gli investimenti insomma, per poter accedere a questi fondi. Sì, noi contiamo che già nel mese di luglio, dal mese ci sarà anche la presidenza tedesca del Consiglio europeo, si possa definire diciamo, il piano degli investimenti, delle risorse che vengono messe a disposizione, che quindi già dall'autunno sia possibile avere degli anticipi. Poi è chiaro che le risorse arriveranno nel 2021, nel frattempo sarà possibile anticipare l'utilizzo di altre risorse. Penso per esempio a quelle del programma SURE per la disoccupazione. Noi dovremmo nei prossimi mesi prorogare gli interventi che abbiamo fatto per la cassa integrazione e dovremmo secondo me anche prorogare il blocco dei licenziamenti, cioè dovremmo fare in modo che non vengano fatti licenziamenti anche da settembre in poi e che venga da settembre in poi prorogato l'uso della cassa integrazione. Per fare queste scelte dovremmo utilizzare per esempio le risorse del programma SURE, così come io mi auguro utilizzeremo anche il MES, cioè le risorse messe a disposizione per la sanità, quelle del Recovery Fund tra l'autunno e l'inizio del prossimo anno. Insomma, diciamo che sul piatto ci sono pietanze consistenti. Seguiremo ovviamente da qui l'andamento di questi stati generali dell'economia. Io la ringrazio per essere stato nostro ospite questa mattina proprio in apertura dell'edizione straordinaria e ovviamente le auguro buon lavoro. Grazie Andrea Martelli. Grazie a voi, buon lavoro.
Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, abbiamo fatto una piccola fotografia, visto che appunto gli Stati Generali dell'Economia sono partiti ieri. Abbiamo preparato ieri insieme alla nostra redazione di Belluno proprio un servizio dedicato a questo, perché se a Roma ci sono dei grandi incontri, delle grandi tavole rotonde per fissare gli obiettivi da presentare all'Europa, le istanze locali sono quelle che stanno cercando di emergere in questo momento per far arrivare appunto a Roma i problemi del territorio. Allora mandiamo in onda il servizio Economia Berton. Questo paese ha dei problemi oggi più che mai e non c'è più tempo. Sinceramente devo dire che io questi stati generali li chiamo piuttosto stati confusionali, perché quello che serve al paese, a noi imprenditori, è molto chiaro. Nel giorno in cui a Roma si apre il confronto sulle priorità economiche del paese, da Belluno arriva l'appello forte e chiaro degli industriali perché si acceleri su tutti i fronti. E non potrebbe essere altrimenti per un territorio con uno dei più alti tassi di manifatturiero d'Europa. Abbiamo dei grandissimi problemi, il bellunese sulle infrastrutture, ma non solo il bellunese, la burocrazia, i tempi della giustizia, il cuneo fiscale, sono temi che si conoscono da anni, dovevano essere affrontati prima, stiamo arrivando all'ultimo momento e non c'è più tempo. Già. Tempo, parola che la numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti usa spessissimo, soprattutto parlando di infrastrutture, all'indomani del primo ok del Ministero dei Trasporti in vista di Milano Cortina 2026, che ha annunciato 1 miliardo di euro di opere pubbliche, di queste oltre 300 milioni per il bellunese. Noi abbiamo bisogno di più perché oltre alle opere che vengono fatte per le famose Olimpiadi, che chiaramente ci fanno solo piacere ma che sono già in ritardo per quello che riguarda il territorio, è fondamentale, indispensabile pensare anche allo sbocco a nord. L'autostrada per noi è importante per chi poi in questo territorio vuole continuare a svilupparlo. Ma Berton guarda anche i prossimi mesi. L'autunno si preannuncia difficile per interi comparti, a cominciare dall'occhialeria al turismo. Da qui l'operazione Fabbriche Aperte anche in agosto. Dobbiamo cercare di salvare quello che abbiamo oggi e se questo vuol dire lavorare il mese di agosto, assolutamente sì. Turismo, la grande parola, la parola che ormai siamo abituati ad ascoltare da parecchi giorni a questa parte, una regione che fonda una gran parte del suo PIL proprio sul turismo, che ha bisogno di ripartire. Telefonicamente poi ovviamente sentiremo il sindaco di San Michele al Tagliamento per capire com'è oggi la giornata a Bibbione, Valerio Zoggia, il sindaco di Jesolo, per spostarci su un altro litorale. Ma intanto a Venezia il Palazzo Ducale riapre ed è questo un altro dei grandi segnali. Riparte il turismo, riparte la cultura. A Venezia hanno riaperto le visite, questo appunto ieri a Palazzo Ducale, il Museo del Vetro di Murano, il Museo del Merletto a Burano, un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità, sempre nel rispetto delle misure anti-Covid. La riapertura è stata caratterizzata da un momento simbolico. Tra i primi a far visita a Palazzo Ducale 20 operatori degli ospedali civili di Venezia e dell'Angelo di Mestre. Un omaggio e un ringraziamento, come sottolineato dai vertici della Fondazione Muve, a chi in questi mesi si è speso per combattere in prima linea la battaglia contro il coronavirus. I musei saranno accessibili ogni sabato e domenica fino al 26 luglio. Palazzo Ducale sarà visitabile con biglietteria aperta dalle 10 alle 18, ma la Fondazione Musei Civici consiglia la prenotazione online, mentre l'ingresso è gratuito per i musei del Merletto e del Vetro. E se queste sono le immagini di Palazzo Ducale, la gratuità dei musei è confermata anche per la città di Padova, quindi per tutto il mese di giugno si potranno visitare Palazzo Zabarella, Palazzo Zuckerman con le loro esposizioni permanenti, e questa è stata proprio un'iniziativa voluta dai primi cittadini per in qualche modo avvantaggiare le iniziative legate al turismo e magari gli spostamenti intra regione, magari il turismo mordi e fuggi, quello di una giornata, ma che potrebbe già ricominciare a riempire i nostri territori. Come già detto, poi avremo al telefono i sindaci di San Michele al Tagliamento e di Jesolo, ma tra pochissimo in collegamento Skype avremo l'assessore alla cultura del Comune di Vicenza, perché per la prima volta Vicenza riapre le porte del Teatro Olimpico con una rappresentazione prevista per domani. Noi ci fermiamo, andiamo un attimo in pubblicità e poi avremo con noi l'assessore alla cultura Simona Siotto.
Eccoci ben ritrovati, domenica 14 giugno abbiamo appena ascoltato, intervistato via Skype il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, che ci ha parlato degli stati generali dell'economia che sono partiti ieri con tutti i macro obiettivi del nostro governo per poter attrarre i fondi che sono stati messi a disposizione dall'Europa. Poi siamo tornati nel territorio per far ascoltare quali sono le istanze delle categorie economiche e stiamo parlando ora di turismo. Turismo perché turismo non soltanto ma anche cultura, perché a partire appunto da lunedì 15 finalmente cinema, teatri potranno riaprire i battenti con degli spettacoli dal vivo ed è per questo che stiamo attendendo il collegamento dell'assessore alla cultura del Comune di Vicenza, perché lunedì ci sarà un grande spettacolo, uno spettacolo jazz con il grande ospite Paolo Fresu, ovviamente conosciutissimo nel mondo del jazz, uno spettacolo per ritornare alla normalità, ma anche per riaprire davvero le porte del Teatro Olimpico con una grande festa. Intanto, finché siamo in attesa del nostro assessore, no, la vedo collegata, allora vediamo se riusciamo già a metterci in comunicazione con lei. Simona Siotto, buongiorno. Buongiorno, bentrovati a tutti, buongiorno. Buongiorno Assessore, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi abbiamo un po' anticipato quello che succederà domani sera al Teatro Olimpico, che di fatto è un evento davvero unico. Ci racconta un po' come avete vissuto, lei poi insomma come Assessore alla Cultura immagino che stia vivendo la data del lunedì 15 maggio con particolare emozione, dopo aver visto tutti questi grandi luoghi della cultura chiusi per mesi. Sì, no, io la ringrazio invece per aver ricordato e anticipato l'evento di domani, si figuri, perché per noi è un momento proprio di ritorno alla vita e lo celebreremo proprio con questo grande concerto che è il primo concerto in Italia in un teatro chiuso dedicato a quello che è uno degli eventi di Vicenza, che è il Festival Jazz, che non abbiamo annullato, abbiamo ripensato per il 2020, doveva partire il 15 maggio, ovviamente così non è stato, però avrà questa data domani in streaming, in diretta televisiva, e poi il Festival Jazz torna a fine anno con una speciale edizione. Ma abbiamo voluto dedicare alla riapertura della cultura anche a quello che è stato il ritorno alla vita che tanti medici e infermieri hanno aiutato insomma a celebrare, a supportare, dando speranza, accompagnando noi tutti cittadini malati, non malati, consapevoli o meno durante questo periodo. Quindi è una doppia dedica alla riapertura della cultura, ma anche un po' alla riapertura della vita e della socialità di cui tutti abbiamo bisogno. Senta, invece i musei a Vicenza sono aperti invece da un po', da quando appunto attraverso l'ordinanza sono state consentite le riaperture. Come sono andate queste prime settimane come affluenza? Devo dire benissimo, quasi più di quello che ci aspettavamo. Noi abbiamo riaperto il primo venerdì possibile, abbiamo riaperto tutto il circuito museale tranne la Basilica Palladiana che è aperto l'altro venerdì, quindi un paio di giorni fa, un'affluenza incredibile, tutto gratuito, anche da noi era un segnale che volevamo dare, ma devo dire numeri veramente importanti. L'altra domenica solo al Teatro Olimpico 1170 persone, quindi i grandi numeri che in qualche modo eravamo abituati ad avere nei nostri musei, che però sono subito ritornati. Il primo venerdì che abbiamo aperto, io ero lì, ovviamente non vedevo l'ora di vedere quel portone aperto, perché la cultura sì, insomma è una contraddizione per la cultura, la porta chiusa, è proprio una contraddizione in termini, oltre che una contraddizione fisica. E le prime persone che sono arrivate sono state una mamma con un bimbetto bellissimo avrà avuto 2 o 3 anni, quindi l'idea che fosse una mamma a riaccompagnare al Teatro Olimpico un bimbo così piccolino e che gli volesse far vedere la meraviglia del Teatro Olimpico, per me è stato da un lato commovente, ma dall'altro anche la presa di coscienza che i luoghi della cultura devono essere aperti, perché sono i luoghi dei vicentini e degli italiani, sono loro e loro avevano diritto di ritornarci.
Forse, Assessore, quello che è accaduto con le grandi restrizioni della libertà a cui siamo stati un po' tutti sottoposti ci hanno fatto capire che oltre, insomma, alla produttività il nostro Paese ha bisogno anche di un nutrimento per l'anima, no? E probabilmente questo afflusso così grande, così generoso è un indicatore di questo, perché insomma il virus non se n'è andato, c'è ancora molta paura, ci sono ancora molte precauzioni, ma le persone hanno scelto di non rimandare l'accesso, insomma il ritorno alla cultura, e credo che questo sia un segnale davvero importante. Sì, io credo che da tutte le cose, soprattutto un po' tragiche, il senso sia imparare una lezione, perché altrimenti insomma, tutta questa sofferenza sarebbe veramente sprecata. Quindi credo di sì, che ci sia intanto la consapevolezza che la cultura è stata una delle situazioni che tanto ci hanno aiutato a superare questo periodo. Come avremmo fatto senza un film, senza un libro, senza una musica, senza anche una rappresentazione teatrale, magari via qualche canale streaming, che sono state un po' le grandi scoperte di questo periodo. Però nello stesso tempo deve essere anche l'indicatore di coscienza che la cultura è un grande elemento di identità dell'Italia. È sicuramente un fattore economico importante, ma è tanto altro. Ci rappresenta nella nostra dimensione migliore e ci consente soprattutto di rimanere fedeli alla nostra anima, ma proiettati nel futuro. Allora, senta, quali sono un po' le istruzioni per l'uso per accedere ad un museo, proprio nel rispetto, ecco, delle norme anti-Covid? E poi ci spiegherà anche come vi siete organizzati per domani sera, proprio perché appunto le norme sono ancora vigenti. Assolutamente sì. Beh, allora nei musei si accede ovviamente previa regolazione della temperatura, quindi ci sono i termoscanner in tutti i musei, igienizzazione delle mani. Ogni museo ha un protocollo sul numero di persone che contemporaneamente possono entrare. Fino alla prima precedente ordinanza eravamo tra i 15 e i 25 spettatori, oggi invece siamo riusciti a duplicarli, quindi andiamo dai 30 ai 50 spettatori contemporaneamente. Sono ripartiti anche i tour guidati a Vicenza, perché non dimentichiamoci che il settore delle guide è anche quello uno dei settori molto molto penalizzato, quasi dimenticato da moltissimi protocolli. Noi li abbiamo fatti ripartire con un massimo di 8 persone in questo momento per tour guidato, e devo dire però che ci stiamo attrezzando con uno strumento un po' innovativo, che sono quelli dei braccialetti / delle collane distanziatrici, quindi emettono un suono nel momento in cui i visitatori si avvicinano meno di 1 metro l'uno dall'altro, e in questo modo conto di poter ritornare quanto prima a dei tour guidati che abbiano almeno 25-30 persone come prima, quindi evitare l'assembramento, però consentire l'accesso alla cultura e consentire soprattutto agli operatori della cultura di lavorare, perché gli operatori della cultura sono stati molto molto penalizzati e non sempre tenuti in debita considerazione e rispetto da questa situazione pur tragica. Questo è verissimo, insomma abbiamo raccolto parecchie proteste in questo senso, ha ragione, non erano destinatari di alcun tipo di protocollo di sicurezza già proprio dalle prime battute, insomma quando si è iniziato a parlare di una possibile fase 2, loro non erano compresi, come peraltro insomma c'è tutto il tema anche adesso delle varie agenzie di viaggio, ma quella è un'altra grande categoria a cui prestissimo daremo voce. Per quanto riguarda invece la serata di domani, come siete organizzati? La serata di domani è interamente dedicata a medici e infermieri, quindi attraverso il dottor Pavesi, che è il direttore dell'USL, che ringrazio ancora tanto, e poi abbiamo voluto coinvolgere anche Fondazione San Bortolo, che ha fatto veramente dei miracoli per l'ospedale di Vicenza. I vicentini amano molto il loro ospedale, devo dire, però è stato un rapporto di amore molto reciproco. Loro ci hanno dato nominativi, insomma ovviamente massimo 100 persone possono entrare domani rispetto ai protocolli, quindi non è aperto al pubblico come inviti, ma è proprio un regalo che noi vogliamo fare all'ospedale di Vicenza attraverso proprio le persone di medici e infermieri. Ovviamente anche qui misurazione della temperatura, il dottor Pavesi ci ha fatto sorridere in conferenza stampa, per la prima volta saremo noi a misurare la temperatura, medici e infermieri, ma c'è anche il momento sempre un po' dell'ironia molto simpatica su queste cose. Igienizzazione delle mani, abbiamo igienizzato tutti i cuscini, ovviamente
ovviamente 1 per 1 secondo le regole, che avranno il distanziamento del metro lineare. Musei e cinema in questo momento e teatri, insomma, sono molto penalizzati, ma è giusto far così, dal fatto che il metro non è solo laterale, ma è un metro lineare. In un teatro come il Teatro Olimpico questo vuol dire che dai visitatori massimi di 494 scendiamo poco più di 100 e domani ci fermiamo proprio a 100. Distanziamento ovviamente di 2 metri sul palco, secondo l'altro protocollo. Altro grosso problema, soprattutto quando si parla di cantanti o di strumenti a fiato, saremo comunque in diretta streaming, saremo in diretta su un altro canale televisivo e poi tutto andrà in un canale che io ho voluto dedicare al mondo della cultura mentre eravamo proprio in pieno lockdown, che è un canale YouTube della città di Vicenza, si chiama Vicenza Cultura, interamente dedicato proprio a riprendere gli eventi culturali e dare una finestra, un grido, ma non di dolore, ma di presenza molto forte di quelle che sono le associazioni culturali del territorio, perché io credo che la cultura debba sempre arrivare a tutte le persone, alle più possibili persone, anche a quelle che magari non pensavano che un evento potesse loro piacere o che comunque non avevano per qualsiasi ragione la possibilità di venire. Ecco, io a questo proprio volevo arrivare. Voi avete creato questo canale per poter accedere alla cultura ovviamente gratuitamente, ed è un po' un'altra delle cose che ci ha insegnato l'emergenza, quella di poter usufruire di determinate cose attraverso magari dei canali che non eravamo abituati ad utilizzare. A questo proposito le chiedo che cosa ne pensa del sistema di prenotazione turistica delle app. È un po' quello che sta accadendo nei nostri litorali del Veneto, però insomma pare che questo sistema non stia funzionando. Cosa ne pensa, proprio da assessore alla cultura, della metodologia di accesso ad una città attraverso un'applicazione? Ma allora è come i canali streaming, no? Non possono mai sostituire quella che è la presenza fisica, quello che è il rapporto umano, quella che è la spiegazione anche che un operatore può dare, che diventa soprattutto il modo per trasmettere l'anima di una città o di un evento, perché dobbiamo sempre più ragionare che si va in una città o si fa una visita non solo per ciò che si vede, ma per ciò che quella città riesce a trasmettere in termini soprattutto di emozioni, di esperienza. E forse è questa la grande consapevolezza che deriva da questi 3 mesi di chiusura. Io credo che siano 2 mondi che devono convivere, possono dialogare tra di loro, ma l'uno, quindi soprattutto quello in qualche modo così astratto, non potrà mai sostituire l'esperienza, la professionalità, la capacità di trasmissione che hanno gli strumenti normali. Tra l'altro sono comunque strumenti non accessibili a tutti, insomma, quindi vuoi per capacità di dialogare con gli strumenti informatici, vuoi a volte perché non abbiamo quegli strumenti, e quindi bisogna sempre ragionare su un equilibrio. Ecco, l'uno non potrà mai sostituire l'altro. Senta, Assessore, in ultima battuta, allora a questo punto, visto che abbiamo tantissimi veneti collegati, raccontiamo che cosa si può venire a vedere in questo momento a Vicenza. Quindi a partire da lunedì, tra le varie aperture, tra i vari cartelloni culturali che avete organizzato per quest'estate, una modalità ovviamente anche diversa di fruire della cultura. Raccontiamo che cosa si può trovare in questo momento a Vicenza, così insomma diamo anche la possibilità a qualcuno di poter riprogrammare un weekend. Sì, Vicenza ha tutto il circuito suo museale aperto, ricordiamo che siamo città UNESCO, quindi abbiamo ben 52 ville palladiane distribuite in tutta la provincia, non solo nella città di Vicenza, ma la cultura deve muoversi tutta assieme, quindi a me non interessa solo la mia città, mi interessa tutta la provincia di Vicenza e magari anche tutto il Veneto. È aperta la Basilica Palladiana, è aperto Palazzo Chiericati, sono aperti comunque ovviamente il Teatro Olimpico, sono aperti però anche quei musei che non sono prettamente comunali, ma che io ho voluto inseriti nella Vicenza Card, quindi proprio come segnale che la cultura di Vicenza dialoga tutta insieme. Quindi troverete ad esempio il Museo Diocesano, dove c'è un'area meravigliosa che è il criptoportico romano, perché è un'altra grande età di Vicenza che stiamo sviluppando, è proprio quella delle sue origini, quindi l'epoca archeologica, il Museo del Risorgimento, il Museo Naturalistico Archeologico, ma perché no anche un'altra meravigliosa realtà di Vicenza che è Palazzo Leoni Montanari, che tra l'altro ha anche una mostra temporanea creata ad hoc in essere. Il programma culturale dell'estate prevede molti concerti, molto teatro nelle
nelle piazze e anche dentro il salone della Basilica Palladiana, e devo dire, insomma, Vicenza è una città che offre quello che è un po' il modello italiano proprio tipico: cultura, buon cibo, ritmi molto rilassati, tantissima bella natura, perché noi siamo città patrimonio dell'UNESCO per questo equilibrio straordinario, irripetibile, che Palladio è riuscito a creare tra un'architettura incredibile nel 1500 ma ancora modernissima oggi, e però il nostro meraviglioso anche paesaggio veneto. Quindi l'equilibrio incredibile tra architettura e natura è una delle cose straordinarie che rappresenta questa città e che la rende anche unica al mondo. Grazie Assessore, una piccola fotografia allora di Vicenza e provincia, in modo insomma da dare anche la possibilità, come dicevamo, di riprogrammare, riorganizzare magari un weekend anche appunto alla luce delle nuove aperture. Grazie per essere stata in nostra compagnia. Grazie a voi. Simona Siotto, Assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, e buon lavoro anche a lei. Allora, noi per restare in tema culturale, intanto vi leggo una ultima ora che è appena stata battuta dall'ANSA, che riguarda il Casinò di Venezia. È in corso una polemica tra il sottosegretario veneziano Baretta e evidentemente le decisioni del presidente Luca Zaia in merito all'apertura del Casinò di Venezia. Recita appunto le dichiarazioni di Baretta questa ultima ora e dice: qualche giorno fa esponenti della giunta comunale mi hanno polemicamente invitato a darmi da fare per favorire la riapertura del Casinò. Con il mio contributo, insieme al governo, abbiamo definito la data del 15 giugno, perché allora la Regione Veneto, che prima di questa decisione ha protestato proclamando che avrebbe aperto comunque, l'ha rinviata di 4 giorni, perché vi ricordo che il Casinò di Venezia riapre il 19 giugno e non il 15, e soprattutto perché il Comune di Venezia, che non ha fatto altro che sbraitare che bisognava aprire tutto, apre solo Canoghera e non Venezia. Così ha affermato in una nota Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia e candidato sindaco di Venezia. Quindi insomma è in corso anche questa polemica. Allora andiamo a vedere, abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione, allora andiamo a vedere. Ieri, insomma, ve l'ho anticipato, l'avete visto, molti di voi hanno seguito la lunga diretta. Ieri è stata la grande giornata dedicata a Sant'Antonio. Anche Sant'Antonio, ad esempio, è una grandissima occasione per l'arrivo di turisti e pellegrini nella città del Santo, dunque nella città di Padova. Vi propongo il servizio che ha preparato la nostra redazione, che in qualche modo riassume un po' quello che è accaduto nella giornata di ieri, e poi dopo la diretta del presidente Zaia avremo in collegamento Ferdinando Avarino, che insomma è salito sull'elicottero insieme al Santo e ci ha accompagnato per tutta la giornata. Intanto vediamo che cosa è accaduto ieri. Stiamo per salire a bordo dell'NH90, del quinto Rigel. Tra pochi istanti, come vedete, è già stata caricata la massa corporis, la reliquia che pochi istanti fa ha portato padre Oliviero insieme a Monsignor Albertini e padre Gidio Canil. Stiamo per decollare. Ecco, si è alzato in volo l'NH90 dell'esercito. I colleghi riprendono questo momento. Siamo già a Schiavonia, purtroppo anche il passaggio con i portelloni chiusi e la rapidità ovviamente di un mezzo come questo ci ha portato già all'ospedale di Schiavonia, con le immagini straordinarie di Sandro Ponchio in condizioni, ve lo dico, davvero complicate. Guardate il saluto di padre Oliviero, bellissimo, sta salutando i residenti di questo territorio, le case che stiamo sorvolando. Guardate l'attesa, guardate. Io non so voi, ma è di sicuro un momento di un'emozione straordinaria. Sandro, religiosi, operatori del mondo della sanità, sicuramente anche qualche paziente che ci segue dall'ospedale, li abbiamo raggiunti dall'alto, questi mesi di difficoltà passati qui. Speriamo che sia finita. Questo ce lo auguriamo tutti, grazie per il lavoro che avete fatto anche. La reliquia che porta con sé e
la Massa Corporis che ha benedetto tutto il territorio di Padova fino a questo momento. Insomma, l'emozione per me è una grazia, è un momento di benedizione per tutti, quindi viviamo questo con uno spirito religioso perché porti conforto e porti veramente serenità a tutti. Dico grazie a Sant'Antonio per essere con noi in questo luogo dedicato interamente alla cura dei malati affetti da Covid, che è assurto a simbolo. Dico a Sant'Antonio grazie per essere sceso tra di noi, grazie per essersi fatto accanto alle nostre fragilità, alle nostre paure, alle nostre responsabilità, alla nostra speranza. Grazie per prenderti cura di noi. Scusate. Quindi la presenza del santo qui, che sappiamo che testimonianza ha dato nella sua vita proprio di vicinanza ai malati, è chiamato il santo taumaturgo, ecco, per certi versi non poteva non sostare qui, nel luogo proprio dove le persone toccano sulla loro carne e vivono nelle ferite della loro carne quella che è l'esperienza umana, che però ci permette di far diventare le ferite delle feritoie che aprono sull'assoluto. In fondo il volo dell'elicottero vuol permetterci questo, la gente tra virgolette è un po' costretta a alzare lo sguardo, e questo ci dice anche un po' di come la nostra vita abbia bisogno di questo. Caro Sant'Antonio, tu nella tua vita terrena sei stato apostolo del Vangelo, amico dei sofferenti, e ti sei prodigato per loro con carità e col dono dei miracoli. Benedici questo ospedale e fa che i nostri fratelli e sorelle ammalati siano qui assistiti dai medici e dagli operatori sanitari con premurosa attenzione e curati con assidua sollecitudine, perché possano rientrare fisicamente sanati e spiritualmente ristorati con l'aiuto della tua misericordia e siano accompagnati per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, ecco il momento in cui riavvicinano la reliquia di Antonio, la vedete, dopo aver incontrato l'abbraccio di centinaia e centinaia di persone. Anche qui a Schiavonia i due militari la stanno accompagnando, al fianco padre Egidio Canil, ed è il momento in cui viene nuovamente assicurata a bordo del velivolo. Eccoci, li seguiamo. Adesso andiamo a Merlara. Vogliamo raggiungere questo luogo che è un po' l'immagine, il simbolo di tanti luoghi legati agli anziani, che sono quelli che hanno patito di più in questa pandemia. Siamo sopra la casa di riposo di Merlara, territorio duramente colpito, lo sappiamo bene, una casa di riposo dove purtroppo le vittime sono state decine. Questo è il municipio, vedete? Ed eccolo ancora padre Oliviero che saluta. Padre Oliviero Svanera saluta. I parrocchiani giunti qui, anche i militari salutano. Hanno salutato anche loro. È un momento di grande emozione davvero. I colli, i campi di Vò, territorio meraviglioso. Lo sguardo di Sant'Antonio, quello di padre Oliviero al suo fianco. Anche Vò ha preparato qualcosa. Avete visto insomma le immagini emozionanti di quello che è accaduto ieri, della lunga diretta e del volo del santo. Diamo subito la linea al Presidente Draghi. Vorrei anche dire due parole. Oggi c'è un po' di robe perché è domenica, avete visto c'è un sacco di gente fuori come tutti i fine settimana. Arrivano un sacco di bambini e questo mi fa felice.
e arrivano un sacco di bambini a portare doni, a portare lavori. Oggi la domenica cerco di dedicarla anche ai bimbi che fanno tutti questi lavori, quindi li ringrazio. E poi c'è anche un'altra sorpresa, perché poi abbiamo degli ospiti gelatieri veneti che lanciano il gelato dell'anti-lockdown, quindi della rinascita, della ripresa, e poi vedremo, perché è una bella operazione che fanno in tutte le gelaterie del Veneto, quindi fuori una bella attività anche qui, ma poi ne parleremo dopo di loro. Io, siccome c'è un bel po' di robe, vorrei far veloce e vi rubo anche poco tempo, darei subito inizio alla lettura ecco, c'è anche l'avvocato Botteon, vedi che gli avvocati anche la domenica che lavorano, altro che allora, i tamponi sono 812.540, sono esattamente 10.299 tamponi in più rispetto a ieri. Sempre per rispondere. Ah sì, accomodatevi, prego, accomodatevi. Prego. Allora, dicevo, questa è la dimostrazione di quello che abbiamo sempre detto, no? Che non è che abbiamo diminuito di far tamponi. Buongiorno. Quindi 812.540 tamponi. Il numero dei positivi è 19.219. In isolamento ci sono 847 persone, che sono esattamente 16 in più rispetto a ieri. Anche qui sull'isolamento, a parte il fatto che stiamo facendo un ragionamento che magari in settimana vi dirò, perché forse diventa anche un progetto. Noi abbiamo contezza, ve l'ha detto anche il dottor Rigoli quando è venuto qui, che ad esempio abbiamo delle negativizzazioni che si protraggono, diciamo delle positivizzazioni che si protraggono oltre i 15 giorni, no? Abbiamo anche chi sta da un mese, 40 giorni. E giustamente c'è il tema di dire sono pezzi di RNA, sono pezzi di virus, e non è il virus diciamo virulento come l'abbiamo conosciuto noi, quindi a bassa carica, tant'è vero che anche nelle colture di laboratorio, colture cellulari, non cresce. Quindi anche qui dobbiamo aprire un nuovo fronte sul quale vorremmo ragionare. I ricoverati sono 271, il numero è invariato rispetto a ieri. Le terapie intensive sono 13 e c'è sempre il positivo, che è il signore che si è ripositivizzato, quindi un positivo e 12 negativi. Il totale di morti 1978, un morto in più. Morti in ospedale, il dato è invariato, è quello di ieri, 1411. I dimessi 3.498 e i nati 82. Allora, considerazioni. Ieri abbiamo firmato un'ordinanza importante, che è l'ordinanza che dà sostanzialmente la stura all'apertura a tutte le attività commerciali e non solo. Pensate al mondo dello spettacolo, quindi i cinema, i teatri, e le discoteche, piuttosto che i congressi, le fiere, le sagre, insomma tutto quello che avete visto hanno date certe per la loro riapertura, quindi si parla di lunedì, cioè di domani per il blocco grande, e poi venerdì prossimo per le altre, il 19, tranne le attività di sport dove è previsto il contatto fisico, dove male che vada si va il 25 di giugno. Detto questo, io ho l'obbligo di continuare a dire che il virus c'è ancora, ovviamente non è più aggressivo come prima, non chiedetemi su che base scientifica lo dico per un'evidenza, diciamo, se volete anche un po' empirica, ma è anche scientifica, del fatto che vediamo i numeri della sanità, vediamo i ricoverati, vediamo i nuovi contagiati e vediamo anche ovviamente che la vita è ripresa. Ce lo ricordiamo tutti, ormai sarà un ricordo quello del lockdown, no? Ve le ricordate le strade vuote, le piazze vuote, il rumore zero, il silenzio tombale che sentivamo, ecco, quello non c'è più perché tutti escono di casa, ma ognuno di noi va dove vuole, per cui capite che se il virus circola così poco nonostante le aperture vuol dire
che qualcosa è accaduto. Peraltro mi permetto di dirvi una cosa, perché giustamente me lo chiedevano anche ieri dei giornalisti stranieri, chiedevano se erano prevedibili alcune evoluzioni virali, no? Sempre con l'ottica di dire ma voi avete chiuso Vo, ma voi avete fatto delle scelte drastiche. Guardate, io faccio sempre un esempio che è il vero dubbio che ho. Voi ricordate che dopo Vo, il 21 febbraio ci fu Vo, poi avevamo subito dei focolai importanti a Dolo e poi a Venezia. Vi ricordo che a Venezia partì in centro storico un focolaio che interessò alcuni pensionati, anziani, ma poi anche delle persone diciamo adulte, non in età di pensione. Tanto è vero che io pensavo in quelle ore Venezia diventerà una bomba esplosiva. Venezia è sostanzialmente una città nella quale c'è l'assembramento, lo si vive quotidianamente, il virus c'era, a Venezia non è accaduto nulla. Cioè a Venezia abbiamo avuto quel piccolo focolaio e si è fermata lì. Da altre parti invece avete visto che l'innesco ha dato vita a una vera e propria esplosione. Pensate cosa è accaduto in alcune realtà, pensate a Treviso o il focolaio che abbiamo avuto nel Padovano, altri focolai. Questo ci dà una dimensione che questo virus è veramente strano nei suoi comportamenti. Cioè il focolaio in una realtà che ha un assembramento stile fiera non decolla, è un focolaio che parte in un comune tranquillo dell'entroterra del Veneto, decolla e fa anche un disastro che non finisce più. Quindi questo per dire cosa? Che questo virus è incomprensibile e abbiamo l'obbligo di rispettare le regole minimali, il distanziamento sociale, l'uso della mascherina nei luoghi pubblici e l'uso della mascherina nei luoghi all'aperto ove ci sia assembramento. Dico una cosa che farà sorridere, ma siccome ci arrivano almeno una decina di richieste al giorno, vorrei ricapitolare come si circola in auto. Allora, se in auto si circola con conviventi, cioè con persone che vivono nella stessa abitazione, in auto si può circolare senza mascherina. L'unico limite è la capienza dell'auto. Da 4 persone ce ne metti 4, 5 ce ne metti 5, se un pulmino ne metti di più. Se nell'auto si circola con almeno una persona che non è convivente, io evito di stare qui a dirvi uno si sieda davanti, uno dietro, dovete portare tutti la mascherina. Il limite del numero delle persone non è dettato dal fatto che ci sia un convivente o un non convivente, è dettato sempre dall'omologazione dell'auto. Ci arrivano un sacco di richieste, guardate, credetemi tante, soprattutto da parte di ragazzi che spero mi stiano ascoltando perché è impossibile rispondere a tutti, che ci dicono ma dobbiamo andare con i nostri amici in spiaggia piuttosto da altre parti, come possiamo fare perché siamo in 5? Se l'auto è omologata per 5 mascherine per tutto il viaggio non si discute più. Questo è quello che dovete fare. Quindi se in auto c'è una persona estranea al vostro nucleo familiare dovete portare la mascherina. Poi la norma direbbe che se siete in 2 e uno si siede alla guida e l'altro sta dietro non serve la mascherina, ma per non sbagliarvi, credete a me, portate la mascherina perché l'ambiente dell'auto è un ambiente molto chiuso, per cui è prudente portare la mascherina quando almeno uno dei partecipanti al viaggio non è convivente. Prima di passare la parola per le domande, vi volevo dire che oggi è una giornata speciale, cioè ieri avevamo Sant'Antonio, oggi è la giornata del donatore. Fra l'altro noi siamo l'unica realtà in Italia ad avere il Tempio del Donatore che è su a Pianezze, a Valdobbiadene, io ci sono andato un po' di volte. Ci rivolgiamo con un grazie unico, e penso che siano 5 milioni di grazie li possiamo dire, da parte, mi prendo come si può dire, l'impegno di farlo a nome di tutti i veneti, spero di non essere smentito da nessuno, ma non sarà così. Abbiamo 135.000 donatori Avis in Veneto e altri 30.000 di altre associazioni e donatori in generale. Stiamo parlando quindi di 160.000 persone che sono, a parte il fatto che ci fanno fare un figurone a livello nazionale e internazionale che è unico, cioè la donazione è uno degli atti più elevati di civiltà, io penso, no? Per un popolo. Noi siamo i primi per donazione di organi e di fatto ad abitante lo siamo anche per donazione di sangue. Poi ricordate che un leucemico ha bisogno di 200 donatori al suo fianco, che un trapiantato di fegato ha bisogno di 80 donatori al suo fianco. Ricordate che la donazione
l'operazione non è solo sangue su sangue, ma anche l'ottenimento di farmaci, no? Perché poi il sangue è prezioso per la lavorazione successiva che può avere, che è quella di ottenere tutti i fattori della coagulazione, le piastrine ed altri fattori, quindi noi li definiamo farmaci, vengono prodotti ovviamente dall'industria farmaceutica e tornano a chi ha prodotto il sangue, nel senso che è bene ricordare, perché qualcuno ogni tanto dice: ma come, io dono il sangue e poi ho letto che lo date all'industria farmaceutica? Sì, per produrre i farmaci per noi, quindi per il Veneto. E in più devo dire che il Veneto, grazie ai nostri donatori, partecipa anche a attività di solidarietà nei momenti in cui qualche regione va in difficoltà, e questo lo dobbiamo dire. Quindi un ringraziamento, sicuramente. Quando parla il Presidente anche... ma stavo dicendo robe strane quella roba lì. No, diceva, mi fa piacere. E anche l'intelligenza artificiale, cioè, riconosce il ruolo dei donatori. Dicevo che quindi sicuramente buona festa, ma direi soprattutto un grande grazie veramente ai donatori di sangue. Mi permetto di dire che per chi volesse decidere di donare il sangue fino a 65 anni, se non ricordo male l'età, insomma, che non ci siano patologie, insomma, ma questo ve lo dirà il medico del centro trasfusionale o il vostro primo contatto, che può essere l'Avis, dove andate e chiedete di partecipare, o le altre realtà, può donare il sangue. Quindi se qualcuno volesse iniziare, non è che bisogna iniziare a 18 anni perché devi prendere la medaglia d'oro, la medaglia d'argento, e dice vabbè, ne ho 50 come me, o ne ho 60, ormai non ha più senso. Lo potete fare a qualsiasi età, ovviamente all'interno dei limiti prestabiliti. Vi do due dati che mi sono raccolto. Voi ricordate che il 4 maggio di quest'anno abbiamo avuto la grande apertura, se vi ricordate, no? E il famoso 1.200.000 lavoratori che tornavano al lavoro. E vi dissi sempre: guardate ragazzi, che i dati che a me interessano sono questi. Vi ricordate? Vi dicevo, questi sono i ricoverati del 4 maggio, ecco i ricoverati di oggi, del 14 di giugno. Di cui sono 40. Di cui ovviamente, mi ricorda l'efficiente assessore Bottacin, solo 40 positivi. Quindi 2,71, solo 40 sono positivi, quindi noi diciamo che oggi ricoverati coronavirus sono 40 contro 1056. Dopo 40 giorni. Dal 4 maggio ad oggi, sì, sono una quarantina di giorni, quasi 40 giorni. Invece l'altro dato che vi ho detto, guardate che facciamo i conti con questi dati, le terapie intensive, 99 coronavirus contro 1, cioè sono 13, ma è solo 1 coronavirus. Questo è quello che è accaduto in 40 giorni. E i gelatieri li inviterò alla fine, do lustro dei bimbi. Allora, intanto c'è una bimba, Vanessa di Sovizzo Vicenza, che mi manda questo disegno che andrà nella mostra, e la ringrazio Vanessa. È anche simpatica perché sotto mi ha scritto: PS, non è vero che immagniamo i gatti. Ho scritto? Ce l'ha con Crozza. Non lo so, però l'ho scritto e la calligrafia è sua. Poi c'è un'altra bimba, Gaia Fiori di Vicenza, ci manda questo disegno. Ovviamente sono tutti disegni, cioè, che hanno poi un ragionamento che arriva, che ci sta dietro, quindi bisognerebbe stare qui a interpretarli, a spiegarli. Alcuni hanno anche le spiegazioni, ma poi nella mostra troveremo tutto. C'è Rebecca Fiorin, che è la sorella, che è più piccola, che ci manda questo. Questi sono bimbi, ad esempio, che sono venuti personalmente a portare i lavori. E poi abbiamo dei bimbi più piccoli, e stiamo parlando di Rossella Ongaro, che ha 6 anni, ecco qui, e ci ha mandato anche 50 euro. E poi la sorellina, la Agata, ecco qui, Agata schiaccia il coronavirus, che è più piccola, è sotto il piede, c'è il coronavirus. Penso che sia l'immagine più riprodotta dai bimbi, sta specie di mostro con i tentacoli, no?
E Agata, mi ha anche scritto Agata che schiaccia il coronavirus, una bimba di carattere, altri 50 euro, grazie. E poi un bimbo che è venuto qui ieri, che si chiama Gobin Mattia, di 5 anni, di Oriago, ci ha portato la tartaruga da Mattia Gobin di Oriago per Luca Zaia, e ho detto, ma sapete, vi ho detto, guardate, i bimbi sono creativi per la donazione. Mi ha detto, c'è la busta, e ci ha mandato una letterina da Mafalda e Aurora e Mattia, 50 euro, quindi sta facendo, poi vi daremo la lista di tutti questi bimbi che hanno donato, rimettiamo qua sulla tartaruga, eccolo qua. E poi c'è un altro bimbo che facciamo entrare che si chiama Mattia, se non ricordo male, giusto? Mattia, sì. Mattia, di Vicenza. Guardate cosa ha fatto sto bimbo con le bottiglie dell'acqua in lockdown. Eccolo qua. Ha fatto. Parla qua, non c'è problemi. Gli artisti non si fermano mai. Eccolo qua. Guarda con le bottiglie di plastica. Parla piano. Sta in piedi, ecco. Tranquillo, ecco, parla. Sta dritto. Fa finta che non esista il microfono. Dopo. Guarda lì. E dopo gli ho messo le bottiglie di plastica. L'ho cominciata a scuola. E dopo l'ho finita a casa e gli ho messo il colore bianco, no, il cartone, e dopo il colore bianco, il colore marrone, le macchie, la mascherina, gli occhi, i corni. E poi mi ha detto che voleva scrivere anche latterie vicentine, ma sa che ha fermato. Mattia Ippolito di Vicenza, giusto? Sì. Beh. Però c'è anche una sorpresa, la vacca fa latte, giusto? Fai vedere la sorpresa. Te la tengo alta così vedono la sorpresa. Quasi la sorpresa. Dillo. 5 euro. 5 euro. Ha scritto anche un biglietto? Cosa è scritto il biglietto? Sta in piedi? Ce la fai leggere? Mattia, Loris, Giorgia. Che sono i bambini che sono là probabilmente? Sì. La mia mamma, mio fratello, Aurora, Martina e basta. Bravo Mattia, grazie. Quanti anni hai Mattia? 12. 12, grazie. Bravo. Bravo, bravissimo. Tutte bottiglie di plastica. Ecco, più o meno quante bottiglie sono? Tante. Scrivi tante. E quanto tempo ci hai messo? 55 bottiglie. 55, grazie. Quanto tempo ci hai messo Mattia? Parecchio. Questo ovviamente sarà, anche questo andrà in mostra, no? Grazie Mattia. Rimetti i soldi al suo posto. No, posso lasciarla bene. La lasciamo qua. Attenti che non si spacchi. No, portatela magari fuori. Con calma, che ha una gran gonfiata. Prego. Dopo la riportiamo dentro, tranquilli, sì. No, e ci tenevo, peraltro ringrazio anche tutto il gruppo che è venuto da Vicenza e mi hanno detto, ma perché siete venuti fin qua? Perché se la vacca si rompeva, giustamente non si fidavano dei trasportatori e l'hanno portata, quindi grazie anche a voi. Passerei lo spazio per le domande, prego. Qualcuno si prenota? Parisi. Allora, lei Presidente, buongiorno, prima ha detto che tranne lo sport che è rinviato ormai che va dal 25 giugno, gli allenamenti in realtà, anche se sono di sport di contatto, sono possibili? Sono solo, chiedo anche all'avvocato Botteon, è solo sport di contatto a livello amatoriale, cioè il calcetto in spiaggia, la partitella sì. Tra amici? Allenamenti sì, con l'impianto all'aperto con l'impianto chiuso.
quindi l'allenamento si può, va bene. Poi invece scuola, allora c'è questa proposta che il Ministero dell'Istruzione ha fatto per l'apertura il 14 settembre, non è ben chiaro, nel senso che c'è chi dice è una proposta condivisa o comunque avanzata sia dal Ministero che dai presidenti delle regioni, ma a sentire alcuni commenti parrebbe di no, nel senso che il governatore, suo collega della Liguria, Toti, dice questi qua ci sono, ci fanno, cioè cosa facciamo? Apriamo il 14, chiudiamo il 20 per le elezioni, risanifichiamo, poi il ballottaggio. Volevo capire la sua posizione. No, ho letto anch'io perché ci sia accordo dei governatori, vorrei capire qual è il governatore che ha dato l'accordo per nome dei governatori. No, non c'è accordo, io l'ho letto sui giornali. Dopodiché, sentite, vediamo la bottiglia mezza piena. Il 14 potrebbe essere una bella idea, si fanno le elezioni il 6. Non ho capito perché le famiglie devono ritrovarsi i bimbi a casa per una settimana dopo aver aperto le scuole. Quindi vogliono farla il 14, io sottoscrivo la proposta, però il governo si prende l'impegno di fare le elezioni il 6. Ha ragione Totti quando dice il 14 apriamo il 14, che è lunedì 14, si farà lunedì, martedì, mercoledì e Merovino giovedì, 4 giorni, perché poi bisogna preparare i seggi, allestire le scuole, fare le sanificazioni. E se voi capite che è una roba assurda, cioè apriamo le scuole per lasciarle aperte 3-4 giorni e poi richiuderle per un'altra settimana minimo. Io lo trovo assurdo. Questa non è programmazione, sta qua è confusione, è un altro termine. Altro? Parisi e Albino? Parisi e Albino? Presidente, buongiorno. Prego. Dunque, Ciao. La domanda non riguarda l'ordinanza, ma una domanda che le pongono 200 famiglie, sono 200 manifestanti di venerdì scorso in quel di Santa Maria di Sala, di un noto centro, del noto magazzino, che hanno chiesto a lei se è possibile, o le hanno chiesto un incontro, adesso non ho capito bene se l'abbiano già chiesto, se sono fatti hanno chiesto un incontro con la Donazzano. Con la Donazzano, sì, perché dicono che appunto aspettano da 4 mesi gli arretrati con la cassa integrazione che non è arrivata, e per alcuni di loro che si sono licenziati non è ancora arrivato il TFR, ecco questo. Quindi chiedono notizie in merito al loro futuro per queste 200 famiglie. Ma noi siamo a disposizione, l'assessore sicuramente ha già in programma di incontrarli, io onestamente non ho informazioni di questo. Però dico anche che siamo qui a disposizione, come abbiamo fatto per i portuali, che ci abbiamo subito chiamato, fatto intervenire l'INPS. Peraltro l'INPS regionale, che non dipende dalla regione, vorrei dirlo, è bene sempre chiarire queste robe, quindi non sto facendo i complimenti alla regione, ma dico che la collaborazione tra Regione del Veneto e INPS oggi ci permette di dire che siamo stati i primi in Italia a chiudere la partita della cassa integrazione. Intanto questo, grazie. Prego. Per quanto riguarda l'ordinanza, ritorno. Sì. Lei ieri ha detto che l'ordinanza, da quanto ho letto anche scade il 10 di luglio. Sì. Di luglio. Come mai fino al 10 di luglio? Ci si interroga anche sulla questione dell'eventuale problematicità? Ma perché il DPCM scade il 15 luglio. Quindi il DPCM scade il 15 luglio, verosimilmente il governo farà le sue scelte in quella settimana, noi abbiamo pensato di arrivare fino al 10, dopodiché vedremo cosa accadrà. Cioè, vi ricordo sempre che noi mettiamo queste ordinanze in linea con quello che prevedono i DPCM, perché non è che sono ordinanze fantasiose, magari buttiamo un po' il cuore oltre l'ostacolo, questo accade, no? Ad esempio quando abbiamo iniziato ad aprire molti pensavano che fosse un azzardo, magari dovreste anche un giorno prendervi la briga, perdonatemi se ve lo dico, mettere in fila tutte le dichiarazioni degli opinion leader più autorevoli e vedere cosa hanno dichiarato, perché hanno dichiarato tutto al contrario di tutto in questi 3 mesi, forse vale la pena, anche le mie, almeno vediamo anche la stabilità nella linea di pensiero delle dichiarazioni di tutte, perché io ricordo quanti attacchi ho avuto quando aprivo e si diceva che mettevo a repentaglio la salute dei cittadini. Allora, se fosse accaduto sarei stato crocifisso, adesso non sa manco grazie, no? Albino?
Queste ultime sue affermazioni mi invitano a fare una domanda. Come ha accolto Roma l'ordinanza che lei ha varato con una settimana di anticipo rispetto a quella che era la deadline del governo? Oggi un quotidiano ha un'intervista di un ministro che dice che la sua ordinanza, come dire, ha usato una parola anticipato e rischia di fare confusione. Lei come... Ma che ministro? D'Incà. Ministro D'Incà. Ha parlato del ministro D'Incà. Bene. Allora, la domanda che voglio fare è questa, se no si è conclusa la risposta. In Italia, oggi i giornali hanno grande risata a questa notizia. L'Italia sta tagliando il traguardo. No, sai perché te lo dico? No, prego, sì. Perché se è domenica mi non voglio far casino. No, ho capito. Allora, te lo dico perché un ministro dovrebbe sapere che la stessa ordinanza l'ha fatta il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Liguria. Ho anticipato cosa? Mi ha fatto tutti la stessa ordinanza. Andate a controllare. Anzi, posso anche aggiungere di più. Che mi risulta, la Toscana, ma mi risulta addirittura che Totti abbia aperto le sagre prima di tutti. E di cosa stiamo parlando? E noi abbiamo fatto un'ordinanza. C'è sempre, io penso che alcuni abbiano in testa il motore della ricerca. Quando c'è scritto Veneto bisogna sempre parlare mai del Veneto. Uno si ferma e dice, beh, vediamo ste carte una volta per tutte. È vero che Zaia anche stavolta ha voluto romperci le palle? No. Quando abbiamo aperto il governo ha detto 150.000 persone in terapia intensiva, c'era il scenario peggiore. Sì, giustamente, Bottacin, che è l'uomo dei numeri, dice che quando abbiamo aperto la prima volta ci davano uno scenario peggiore di 150.000 persone in terapia intensiva. Voglio anche ricordare che queste ordinanze si possono fare, lo dico sempre il ministro D'Incà, autorevole rappresentante del governo, si possono fare perché il suo governo fa i DPCM dove c'è scritto che le regioni possono farle. Quindi delle due l'una, o il ministro pensa che siano incostituzionali e illogiche e illegali e quindi chiedo di impugnare l'ordinanza del Veneto, oppure bisogna che vada a leggere bene il DPCM perché c'è scritto nel DPCM che possiamo fare le ordinanze. Almeno che ho girato tutte le ordinanze delle altre regioni in questo momento. Grazie. Ma lui lo sapeva che voleva solo far casino. Vedo che ha capito perché mi ha detto l'ufficio. Detto questo, ci sono altre due domande. Mi sa che va a casa con Pagnotta. Altre due domande buone, per cui noi inseriamo sempre il Presidente Zaia dentro un contesto generale di politica, non ci limitiamo al particolare Veneto, quindi dovrebbe essere orgoglioso. Allora, due domande di carattere generale che sono queste. Una riguarda gli stati generali, l'altra il vaccino. Allora, prego. La prima sugli stati generali sono iniziati e ieri è stata la giornata dedicata all'Europa. Lei ha concesso un'intervista ad un quotidiano nazionale ieri in cui ha invitato il governo ad essere estremamente concreto. E il Premier Conte però ieri, durante appunto questa prima giornata, ha fatto parlare tutti i leader della scena europea e mi pare che sia arrivato un messaggio importante al centrodestra, perché esercita una sorta di moral suasion nei confronti dei paesi dell'area Visegrad che rischiano, come dire, di porre delle condizioni estremamente pesanti al Recovery Fund e a tutto quello che è l'insieme di provvedimenti che l'Europa sta pensando di varare. Ecco, in ballo ci sono 172 miliardi. Io le chiedo questo, dopo aver letto anche il suggerimento di Romano Prodi oggi sul Gazzettino. Bene, detto questo, cioè lei può indicare 4-5 punti che secondo lei sono assolutamente indispensabili e che vanno adottati in tempi rapidi tra il piano Colau e quali sono le misure fondamentali che secondo lei vanno adottate per dare un'accelerata alla ripresa e uscire da questa situazione di crisi economica? Primo punto, dare l'autonomia al Veneto. Secondo punto, distruggere l'ufficio complicazioni e affari semplici, che incasina la vita ai cittadini, agli operatori e ai cittadini in generale. Terzo punto, iniettare risorse fresche nell'economia. Quarto punto, agevolare il più grande committente di opere pubbliche che è il pubblico, accantonando il codice degli appalti e adottando il modello Morandi, perché noi siamo dei grandi committenti. Pensate,
noi abbiamo anche in Veneto miliardi di euro di opere che potremmo far partire e che darebbero da mangiare a imprese, a muratori, a asfaltatori, a elettricisti, a tutto quello che vi viene in mente, a allestitori, a aziende che producono tecnologia. Queste opere non partono perché c'è una burocrazia da paura. Io penso che sia fondamentale, ultimo punto, quinto punto, non dobbiamo andare col cappello di paglia in mano in Europa. Ve lo dice uno che in Europa è andato a trattare e che ha portato a casa i risultati che sono diventati legge e sono stati riconosciuti da tutti in maniera inequivocabile, insomma. Non è che vuol dire andare a fare gli arroganti in Europa, ma neanche andare lì, cioè, l'Italia è lo Stato fondatore dell'Europa. È un contribuente netto, nel senso che lascia più soldi di quelli che porta a casa. Non è che possiamo sempre andare lì per chiedere permesso, lo chiediamo una volta e dopo basta. Non possiamo stare tutto il giorno sopra lo zerbino della porta d'ingresso a chiedere se possiamo entrare. Ecco, scusi se posso... Per quanto riguarda le opere pubbliche, appunto, lei parla di modello Morandi, però non vorrei dire un'eresia, ma mi pare che la procedura, come dire, del commissario sia già stata applicata anche in Veneto su alcune opere pubbliche. È la stessa oppure... No, guarda, ecco, questo che vorrei capire. Noi avevamo un'opera commissariale che era la è stato fatto legge obiettivo, era legge obiettivo. Quella volta, grazie alla Lega, si fece la legge obiettivo e si identificarono una serie di opere a livello nazionale per le quali, diciamo, c'era, fra virgolette, una corsia preferenziale dal punto di vista procedurale, ma era poco rispetto a quello che ci vuole oggi. Da allora, diciamo, il panettone della burocrazia è lievitato, quindi la legge obiettivo di allora rischia di essere anche quella un problema, nel senso che oggi bisogna tornare a una visione più anglosassone della norma, pensare che dietro ad ogni carriola di Malta che arriva in un cantiere non ci sia un ladro che l'accompagna, come qualche forza politica vorrebbe dire e far credere ai cittadini. Se poi trovi uno che è un ladro e accompagna la carriola di Malta, lo metti in carcere e butti via le chiavi, ma nel frattempo bisogna farle le strade, bisogna fare gli ospedali. Noi a Padova abbiamo il Policlinico Universitario, è un'opera che vale circa 600-650 milioni di euro. Dai dati che abbiamo in mano, se applicassimo la modalità, fra virgolette, Morandi, l'opera potrebbe essere conclusa in 4 anni con una consegna dei cantieri a fine 2020. Questi sono i dati che mi vengono dati in maniera informale, semplicemente calando il modello Morandi. Penso che valga la pena di farci qualche ragionamento, non vi dico ragionateci sopra, se no... Ecco, l'altra domanda invece riguarda appunto il vaccino. Oggi i quotidiani appunto danno grande risalto a questa notizia che ha anticipato il ministro Speranza. L'Italia sta tagliando il traguardo, pare assieme a Francia e Olanda, con il vaccino che è nato da una sinergia tra la IRBM di Pomezia, l'Ateneo di Oxford e questa azienda che si chiama AstraZeneca. Quindi pare siano disponibili quasi 400 milioni di dosi da distribuire a fine anno. Allora, io le chiedo questo, non è l'unico vaccino sul mercato ovviamente perché ce ne sono già 60. Che strategia pensa di poter adottare il Veneto per prenotare questo o altri vaccini anti-Covid? Perché purtroppo noi abbiamo assistito qualche mese fa ad una, forse la parola impropria, ma guerra tra le regioni per giustamente trovare le mascherine, per trovare gli altri dispositivi di protezione sanitaria. Ecco, sarebbe bene che non si ripetesse uno scenario analogo per dare sicurezza ai cittadini. Io penso che lo scenario che avremo di fronte a ottobre, con l'inizio dell'autunno, sia uno scenario dal punto di vista farmacologico, epidemiologico e sanitario in generale molto diverso da quello di oggi rispetto al coronavirus. Se voi vi fermate per un attimo e pensate a 3 mesi fa, eravamo in un'era glaciale differente da quella di oggi e fra 3 mesi sarà un altro mondo. Cioè, pensate che noi pensavamo di essere innovativi e strategici, magari lo siamo, comprando ancora nuove macchine di quelle che fanno 9.000 tamponi al giorno, poi a un certo punto è arrivato il dottor Rigoli che ci ha detto si può fare il pooling e quindi una provetta vale per 5 minimo. Adesso ci sono esperienze internazionali pubblicate sulle riviste scientifiche che parlano di 30 provette in una. Questo è dato, se qualcuno volesse pubblicazione possiamo farvela avere, ma è anche vero che cominciano a girare test rapidi, fra virgolette, che si propongono come sostitutivi. Io non sono uno scienziato,
che si fanno in 10 minuti rispetto alla modalità classica di testing che si fa. Voi capite che è uno scenario in grosso movimento, del resto è un business grossissimo per le multinazionali, riguarda il mondo intero, non stiamo parlando di una patologia che ha un'incidenza microbica, microscopica, scusatemi, e che quindi non interessa. Cioè qui chi porta a casa il vaccino trova un test rapido che si fa in 10 minuti, capite che diventa come fare il test della gravidanza piuttosto che quello della glicemia in casa. Pensate a un programma di sanità pubblica dove il presidente di regione dice vi consegniamo i test e ogni lunedì mattina o ogni sabato mattina vi fate il test rapido in casa e ci date via app la vostra condizione. Cioè vuol dire il virus l'hai gambizzato, ammazzato, cioè non si muove più. Sono scenari che si stanno presentando, quindi ci vuole prudenza. Per i vaccini, se ci sono validati e autorizzati, quindi ci vuole il passaggio AIFA, noi siamo qui pronti a ordinarli, a comprarli. Voi sapete che la vaccinazione non è obbligatoria, è fortemente raccomandata, ma comunque portiamo avanti l'idea che dobbiamo mettere nelle condizioni i veneti di potersi vaccinare se chiedono di essere vaccinati. Ecco, ma per l'approvvigionamento appunto del vaccino, cioè lei pensa di procedere come sempre per via autonoma attraverso l'azienda Zero, oppure si affida a quella che sarà poi... Ma penso che ci sarà un coordinamento. Un coordinamento nazionale. Immagino di sì, anche perché la Costituzione prevede che in questi fatti che sono pandemici di grande emergenza sanitaria il coordinamento nazionale è fondamentale. Ma come lo è stato, se ci pensate, con la dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio è fondamentale. Pensate se tutti fossero andati a comprarsi la mascherina o il ventilatore, che casino veniva fuori, ce lo pagavamo 10 volte tanto, qualcuno l'ha anche pagato tanto, e immagino ci sarà un coordinamento. Ma guarda, se oggi si dichiarano 400 milioni di dosi, alla volta di ottobre probabilmente ci sarà qualche altra azienda che li avrà, ci saranno molte più dosi. Sinceramente in questa fase non sono molto preoccupato sulla capacità di reperibilità del vaccino. Bene, grazie. E spero che non sia così, ovviamente. Certo. Il collega della rivista Avis. Ecco, la rivista Avis, periodico. Intanto lo ringraziamo perché è uno dei pochi politici che dice le cose quando si parla di sangue e plasma che sono centrate. Appunto per questo, ricollegandomi a quello che ha detto prima, vorrei che ribadisse il concetto che qualsiasi plasma derivato, anche quelli che in prospettiva potremmo ricavare per curare il coronavirus dal plasma iperimmune, sono sempre ed esclusivamente di proprietà pubblica del Servizio Sanitario Pubblico, perché ultimamente anche molti colleghi, non parlo dei presenti ma a livello nazionale, stanno dicendo cose che non stanno né in cielo né in terra, insomma, che il plasma si vende, si cede alle multinazionali, e questo è assolutamente... No, guardi, io glielo confermo, nel senso che i Veneti, parlo per il Veneto, poi ovvio che questa è una norma che vale per tutti, assolutamente. Si può dare in conto lavorazione per portarsi a casa i farmaci, non vorrei che magari capitasse che qualcuno pensasse che l'invio della sacca per essere lavorata e per avere la restituzione dei fattori che ci sono all'interno del sangue, che sono farmaci salvavita di fatto, venga interpretato come stanno vendendo il nostro sangue. No, assolutamente no, noi abbiamo, come si chiama, un carico e scarico del magazzino che è chiaro, per cui non c'è nessun problema. Tant'è vero che con la dottoressa De Silvestro abbiamo predisposto il prelievo di tutti quelli che potenzialmente possono donare tra i 6.500 guariti di coronavirus, e quel sangue, oltre secondo me ad essere un buon magazzino anche per la ricerca, perché oggi non sappiamo, magari fra qualche mese verrà fuori che possiamo andare a indagare quel sangue per trovare particolari fattori, anticorpi. Dall'altro ricordo che è sangue che noi utilizziamo o per il sangue iperimmune, sopra l'80 di titolazione anticorpale, o sotto gli 80 possiamo avviarlo o alla concentrazione anticorpale, perché questa è un'altra attività che si fa, o ai filoni della produzione di farmaci o donazioni. Bene, Alda. Presidente, l'ordinanza che avete firmato ieri, che è già stata pubblicata sul BUR, apre quasi tutto.
resta pochissimo, però non è che tutte le attività che adesso possono riprendere siano così tranquille. Noi sul Gazzettino abbiamo pubblicato la risposta e il commento di un gestore di discoteche, ma anche da parte di chi organizza le sagre, e sono tutti preoccupati, nel senso che c'è chi dice ma forse potevano farla prima per quanto riguarda le discoteche come hanno fatto in Emilia Romagna, chi invece per quanto riguarda le sagre sottolinea che ci sono comunque tanti adempimenti da rispettare e che non sarà un'estate come quella degli anni, insomma come gli anni passati. Lei cosa si aspetta? Una ripresa totale oppure grosse difficoltà? Guarda, io penso una cosa: intanto non è vero che l'Emilia Romagna l'ha fatta prima, perché ha firmato l'ordinanza con noi con le stesse date, quindi dire che l'Emilia Romagna ha aperto prima le discoteche è sbagliato, non è vero. L'Emilia Romagna apre venerdì 19, perché ho parlato io. Non so, magari aveva convocato le parti. Avranno fatto delle riunioni, come noi abbiamo utilizzato le stesse carte dell'Emilia Romagna. Ho incontrato il mondo delle discoteche qui forse una settimana fa, ma dire che l'Emilia Romagna ha aperto prima di noi è sbagliato, vuol dire l'informazione non è corretta, perché le discoteche si aprono con questo giro delle ordinanze, nessuno ha aperto prima. Allora, se noi immaginiamo che le discoteche debbano lavorare con queste linee guida da qui all'infinito, le discoteche chiuderanno tutte. È inevitabile, ma come altre attività. La verità è che ci sarà un'evoluzione, io spero che si vada alla normalità nel giro di qualche settimana. Guarda, del resto io ho avuto gestori, autorevoli gestori, che ci hanno detto: guardate, il nostro problema non è aprire adesso subito con le linee guida, piuttosto diteci che apriamo a luglio, a metà luglio, quello che è, ma con la normalità. Però tra aprire un po' senza normalità o aspettare la normalità abbiamo scelto di cominciare comunque ad allentare, ma che è esattamente lo stesso lavoro che abbiamo fatto, voi lo sapete, con le palestre, che abbiamo fatto con i centri estivi, che abbiamo fatto con i ristoranti, i bar. Vi ricordate quando sono stato accusato, perché forse tutti vogliono scrivere il libro sul coronavirus, ma dovevo scriverlo io il libro sul coronavirus? Vi ricordate quante parole mi sono preso perché avevo firmato l'ordinanza per l'asporto? Sembrava che venisse giù il mondo, perché avevamo autorizzato i ristoranti a consegnare il piatto di cibo piuttosto che il bar. Ecco, siamo partiti da lì, oggi i bar sono tutti aperti, i ristoranti sono tutti aperti, e questo è accaduto nel giro di quanto? Di 20 giorni più o meno, forse anche meno, 15 giorni, perché poi l'asporto ha dato la stura. Vi ricordate le gelaterie, che sembrava un'eresia pensare di dire alle gelaterie di fare l'asporto all'inizio? Quelle sono state le prime ad essere aperte, fra l'altro. Quindi, Presidente, se lei dice poi si andrà alla normalità, potrebbe essere già quest'estate? Sì. Io sono convinto che accadrà questo. Quindi ci sarà una data nell'estate del 2020 in cui i ristoranti, i bar, le discoteche, tutte le attività riprenderanno a fare quello che hanno sempre fatto senza più limitazioni? Secondo me sì. Ha una data? No, però se continua così e se i dati epidemiologici saranno questi, lo stesso governo, mi permetto di dire, ma non faccio il portavoce del governo, nel momento in cui fa un'ordinanza, la fa scadere, fa un DPCM, la fa scadere il 15 luglio, vuol dire che vuol fare un tagliando il 15 luglio, capire, ma del resto molte attività, ripeto, sono state alleggerite da incombenze in queste settimane. Però penso, se tu vuoi mettere una data, penso che il 15 luglio sarà la deadline per fare tutti questi ragionamenti, perché poi capisci che anche un servizio turistico, se li devi far lavorare per bene, devi sbloccargli l'estate, se no vabbè, a quel punto non risolvi niente. Immaginate quello che è accaduto, scusami Alda, nei bagni e con le spiagge. Siamo partiti da fermi tutti, state a casa, adesso che le spiagge sono piene. No, volevo dire, ma allora se 15 luglio o comunque entro l'estate si ritornerà alla quasi normalità nei locali pubblici, eccetera, la preoccupazione per le scuole è per un'eventuale recrudescenza autunnale o forse è un po' esagerata secondo lei? Ma guardate, lì ci sta lavorando sia l'assessore Lanzarin che l'assessore Donazzan, che adesso ha convocato anche il tavolo. Ma allora, se immaginiamo, continuo a dirlo, perché partiamo dal plexiglass che non accettiamo, però il plexiglass è una soluzione estrema, no? Ecco, ma
voi capite, bocciamo il plexiglass, ma se tu arrivi a pensare al plexiglass vuol dire che pensi che il virus si taglia col coltello in giro per le strade, ma a quel punto siamo in lockdown. Quindi io direi che la scuola ha bisogno semplicemente di una linee guida basic, molto basic, che sono di buon senso, no? Avremo, che so, i gel igienizzanti. Al 21 febbraio non c'erano i gel igienizzanti nelle scuole. Approfitteremo di questi ragazzi che hanno voglia di apprendere, magari per cominciare a diffondere anche educazione sanitaria rispetto al virus. Diremo che se ti alzi dal banco ti metti la mascherina per andare in giro, non lo so, cioè, magari la mascherina non servirà più, però arrivare a militarizzare le scuole decisamente no. Sì, mi dice giustamente la signora Nazzarini, che segue queste fasi, dice sono esattamente i principi sui quali stanno lavorando le regioni, cioè linee guida basic, base proprio. Quindi le fate voi e non il Ministero? Ma noi siamo dei produttori di linee guida. Questo lo abbiamo capito. Quindi... E se ringrazi Dio che le regioni hanno fatto linee guida. Ma anche per la scuola, perché questa... Sì, noi facciamo la nostra proposta. Sì. Vabbè, mi sembra necessario fare una proposta delle regioni, perché se quello che passa al commento è quello che abbiamo visto, la scuola sa che ne versa poca. Ma scusi, allora torno sulla scuola. Lei ha fatto la proposta provocatoria della serie, va benissimo, il 14 settembre ha fatto che si voti la domenica prima, ma se questo non fosse possibile, tra pochi giorni vedremo come andrà a finire, e posto che il calendario scolastico è una sua competenza, cioè lo decide lei, farà il 14 o farà dopo le elezioni? Lì voglio vedere, perché capite che fai una considerazione se voti il 20, ma se mi lanciano il voto dopo il 20, io spero proprio di no, vuol dire che a questo punto ti conviene anticipare la scuola per recuperare quella settimana. Però sono tutte valutazioni, guardate che non è Zaia tieni in ostaggio Mattarella, non mi permetterei mai, e bisogna anche veramente avere poco senso della realtà di queste robe. Peraltro io parlo col Presidente, fra l'altro non mi risulta che ci siano realtà che abbiano fissato l'apertura dell'anno scolastico. Vabbè, adesso il Veneto, tutto quello che fa il Veneto è polemiche, però insomma fisseremo le date secondo le modalità che abbiamo sempre utilizzato. Quindi Presidente, scusi, visto che comunque il Veneto sta facendo scuola e lo sta dimostrando, infatti, potrebbero riaprire anche ai primi di settembre le scuole? Non è escluso, staremo a vedere, però sapete, tanto anticipate hanno un problema che noi dobbiamo garantire il corso di studi che abbia un tot di giornate. Se anticipiamo tanto creiamo un problema alla destagionalizzazione, alla parte finale del turismo, e in più non riusciamo più a creare il buco per la settimana bianca, definiamola così, comunque per la pausa diciamo di carnevale, c'è tutto un incastro che poi quando vi porteremo il tema dell'apertura delle scuole lo spiegheremo e capiremo perché guardate, io penso che tra lunedì e martedì ci diranno quando si andrà a votare, spero. Sì, lunedì e martedì. Spero proprio di sì. E quindi lei, come dire, si mette alla volontà del governo oppure... In che senso? No, le date le fissiamo noi. Ecco, appunto, questo intendevo assolutamente, cioè visto che la regione... Abbiamo fatto il referendum per l'autonomia in Veneto. Questo l'abbiamo capito, ma voglio dire, è una decisione autonoma che il Veneto può prendere... Può per legge, non c'è nessuno che può imporcelo. Ma in difformità anche da quello che potrebbe essere l'indicazione dell'Election Day oppure è una questione? Sì, in difformità, sai che quel giorno sono chiuse le scuole, ma tu puoi aprirle anche il giorno prima in senso figurato e sai già che avrai questi 5-6 giorni di buco perché dovranno sanificare e allestire i seggi. Sufficiente ragazzi? Grazie. No, l'ultima cosa. Abbiamo visto oggi, scusi, c'era un'agenzia che riportava questo. Se no Renzo che lei, Fausto qua. Il presidente Bonaccini e Federica avrete non so se sia appunto, richiedevo questo. Un premio. No, certo, un premio in Germania, andrete appunto No, ma me l'ha già chiesto anche Alda. Cioè, scusi, allora non anticipiamo. Ieri mancavi te. Certo. No, scusami, non anticipiamo il progetto. Perfetto. No, scusami. Sta parlando della promozione della... Sì, volevo capire come è organizzata l'evento. Ma... Inviterei qui i gelatieri, i mastri gelatieri che vi hanno portato una sorpresa. Fausto Burtolot, Renzo Ongaro, chi ho visto dopo? Paolo Garna, chi c'è dopo? Stefano Buosi.
Avanti, eccoli qua. Questi, siccome non hanno niente da fare tutto il giorno, le 1800 gelaterie del Veneto, adesso vi lascio il posto, cos'è che hanno fatto? Si sono inventati un gelato che è sostanzialmente il gelato della rinascita. E in Veneto cos'è che si fa quando uno è un po' gracile, viene fuori da una malattia, da una convalescenza? Sbattudino. E hanno fatto il gelato sbattudino. E verrà diffuso in tutte le gelaterie. Adesso chi è che prende la parola? Chi ha fatto il sbattudino? Dai, vai. Un minuto e mezzo, sì, non di più. Vai Renzo. Buongiorno. Niente, per sbattudin, a vedere i nostri capelli bianchi, siamo cresciuti con questo tipo di merendina una volta, ed non era altro che l'uovo sbattuto con il zucchero. Abbiamo pensato di aggiungerle anche un passito veneto per renderlo ancora più ricco come gelato. Sì, l'abbiamo arricchito con dei biscotti. Abbiamo pensato di fare tutto con prodotti originali del Veneto. Per fare la ricrescita, grazie al Presidente che è stato quello che ci ha dato l'opportunità di aprire come Veneto le gelaterie, prima di tutto, come diceva prima, da Asporto e poi con la consegna dalla gelateria, e questo qui abbiamo voluto proprio fare questa ripresa con questo gusto del gelato, di cui poi ho portato anche ormai conosciuto il gelato del governatore, perché è una ricetta che mi ha rilasciato lui circa 10 anni fa, che è una marmellata di fichi con rum, dove io l'ho abbinato poi con della ricotta veneta per renderla un po' più ricca ancora. E questo qua lo presenteremo oggi. Siamo qua con il mio collega Stefano Buosi, quello che oggi lui ha realizzato lo sbattudin, e Fausto Bortolotta, che è il nostro decano del gelato, è il nostro padre tuttivo, diciamo. Poi siamo qua con il nostro presidente del Gelato Veneto, un'associazione nata quest'anno, che poi magari deciderà un po' il discorso di come per rappresentare un po' la storia. Il Gelato Veneto ha una storia dietro, a partire da Gioldo e Cadore, e abbiamo consegnato un comunicato per renderla, insomma, per mantenere un po' questa storia del gelato con dei prodotti validi veneti, portandola avanti. Bene, io adesso lascio Distribuiamo. No, vai. Fallo vedere. Quello del governatore che ha fatto Renzo, pensate che è una signora di 100 anni che mi ha dato la ricetta per la marmellata di fichi. E di Caneva, e ho detto a Renzo, guarda, invece di fare la marmellata fa il gelato, e Renzo ha fatto sto gelato che è un best seller, giusto? Sì, ha un ottimo successo. Oltre a quello abbiamo anche il fichissimo, che dalle donne nostre lo dedicano sempre al governatore, bisogna dirglielo che se la moglie non è gelosa, ma lo dedichiamo. Moglie gelosa. Questo è. Fallo vedere bene. Sì. Eccolo qua, questo è lo sbattudin. Quello è lo sbattudin, quei biscotti e il vino passito. E questo è il gelato del governatore, fatto con la ricotta veneta e della ricetta del Presidente. Ma c'è un segreto? Non lo posso dire. Lo sappiamo solo in C'è da oltre 10 anni che lo facciamo. E con questo salutiamo tutti i cittadini, buona domenica anche a coloro che sono collegati. Grazie a tutti. Se vedete un assaggio subito. Fai signori, guarda. No, io assaggio quello nuovo. Quello l'ho già assaggiato. Insomma, lo sbattutino, avete sentito il gelato della domenica, ma anche il gelato della ripartenza con il passito del Veneto, ma anche l'uovo sbattuto, la vecchia
cara ricetta della nonna, uovo sbattuto, zucchero e magari un po' di marsala per riprendersi dopo un periodo difficile, che è un po' quello che deve accadere anche nella nostra regione dopo il coronavirus. Decisamente uno spunto interessante su cui ragionare. Avete sentito, sono 1800 le gelaterie in tutto il Veneto e i bortolotti e buosi sono stati portati come imprenditori in rappresentanza ovviamente di tutti gli altri gelatieri del nostro territorio. Allora andiamo subito a vedere i numeri, quelli che sono stati dati dal Presidente Zaia nella sua lunga diretta. Li potete vedere qui pubblicati nello schermo, perché contemporaneamente è arrivato il bollettino dell'azienda Zero. Allora, 0 casi, 0 contagi nelle ultime 12 ore e anche 0 decessi. Quindi continua il trend positivo della nostra regione. Riassumiamo quali sono stati i casi a partire dall'emergenza. Sono 19.219, ovviamente questa è la tabella che registra i dati alle 8 di questa mattina, quindi non troverete i dati che ha dato il Presidente ora alle 12:30. I casi attualmente positivi sono 772, invece i negativizzati, quindi le persone guarite, sono 16.469, i soggetti in isolamento domiciliare 847. Avete visto le percentuali, insomma i numeri divisi provincia per provincia. Attualmente positive ci sono 52 persone nel Padovano, una persona ancora positiva nel cluster di Vo, 177 nel Trevigiano, 92 nel Veneziano, 167 nel Veronese. Vicenza con 83 casi ancora positivi, Belluno 51, Rovigo 9. Poi ci sono i domiciliati fuori dal Veneto e le assegnazioni ancora in corso. Vi confermo appunto che nelle ultime 12 ore non ci sono stati decessi. Allora noi siamo in attesa di collegarci con Ferdinando Avarino, che così insomma a cui affidiamo un commento in merito a quello che è successo ieri nella giornata del Santo, la lunga diretta di Rete Veneta e poi i vari approfondimenti che anche Antena 3 ha mandato in onda. Ma intanto andiamo a vedere un passaggio dell'assessore Lanzarin legato alle nuove regole necessarie per nuove categorie. Anche in questo si caratterizza la fase 3. Vediamo di che cosa si tratta. Residenze per anziani, centri comunità, alloggio per disabili e ancora gli incontri protetti e assistiti per i minori dati in affido, categorie per le quali è in fase di preparazione una nuova e unica ordinanza regionale. Sebbene infatti gli ingressi nelle RSA, per esempio, siano stati riaperti dallo scorso 25 maggio, ancora tante le strutture che non permettono alle famiglie di far visite ai parenti ospiti o, al contrario, di far uscire gli ospiti dalle strutture per dar loro la possibilità di trascorrere i fine settimana a casa e comunque in compagnia dei familiari. Complicata perché noi abbiamo servizi residenziali, semiresidenziali, disabilità, salute mentale, minori con problemi comportamentali, anziani, autosufficienti, non autosufficienti, insomma tutto il sociosanitario. Allora cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di fare una linea unica, una linea di indirizzo, linea guida unica, suddivisa poi per settori, dove quindi raggruppiamo tutti. Le nuove linee guida, come detto, per stabilire delle regole comuni e ovviare a quella che è e resta la paura di tutti, il ritorno di nuove infezioni. Ci pregano di riaprire, d'altra parte poi io mi confronto con i gestori, con i rappresentanti dei gestori, sono tutti molto spaventati nel dire riapriamo totalmente, ritorniamo come era prima, eccetera. Quindi dovremmo cercare di utilizzare quella attenzione che abbiamo utilizzato per gli ospedali. Quindi la volontà è quella di fare un provvedimento unico, penso inizio settimana prossima, lunedì ci lavoriamo su questo. Avete sentito così l'assessore Lanzarin. Allora, per parlare di case di riposo, ascoltate che cosa è accaduto fuori dalla casa di riposo dell'Isla. Siamo nel Trevigiano, sono 4 le esibizioni del soprano Francesca Gatto e del tenore Fabio Sartori. Un abbraccio agli anziani e ovviamente un ringraziamento agli operatori sanitari. Tutti qua, dai! Le voci di
anziani operatori della casa di riposo dell'Isra di Santa Bona si uniscono a quelle della soprano Francesca Dotto e del tenore Fabio Sartori. 4 esibizioni di fronte ad altrettanti istituti, accompagnate al pianoforte dal maestro Paolo Polon, per dare un affettuoso saluto agli ospiti e dire grazie ai lavoratori dell'Isra. Perché se non abbiamo avuto nessun caso di Covid-19 lo dobbiamo a loro, al loro senso di responsabilità anche al di fuori delle strutture. L'aurora di bianco vestita, già l'uscio dischiude al gran sole. La voglia era quella di dare un segno, soprattutto dopo mesi di chiusura, isolamento, solitudine, dare un segno proprio agli anziani, che è una cosa che mi pare che in Italia non abbia fatto nessuno, e quindi noi a Treviso siamo i primi che stiamo facendo un'iniziativa così bella, semplice, ma soprattutto di qualità. Questa è la mia prima esibizione dal vivo dopo mesi di quarantena e farlo per questa causa, insomma, mi rende felice, e vederli così felici davvero. Da ieri, quando facevamo le prove, diciamo, lo scopo è dare allegria, dare gioia, che passano quest'ora di felicità, che poi noi oggi siamo felici per questo, veramente, dare con le nostre voci un regalo importante questo. Allora, dalla musica per gli anziani della casa di riposo Isra al grande momento di spiritualità della giornata di ieri, che appunto, come avete visto, è andata in onda in diretta a partire dalle 6 del mattino su Rete Veneta e poi è stato ripreso ovviamente in più momenti anche qui su Antena 3. Allora io do il benvenuto a Ferdinando Avarino, che insomma è qui con noi dopo la lunghissima giornata di ieri, iniziata alle 6 del mattino. Ma insomma, Ferdinando, hai avuto un po' il privilegio di fare questo viaggio accanto al Santo e sorvolare anche tu, insomma, la città provata dal coronavirus. Insomma, in qualche modo, che cosa è stato per te questa esperienza, ma anche insomma per tutta la squadra? Guarda, buongiorno a tutti intanto, è stata un'emozione non facile da trattenere, ecco, posso dire solo questo, e insieme a Padre Oliviero Svanera, insieme alle autorità che avete visto, eravamo in pochi a bordo dell'elicottero, dei ragazzi, il Comando Forze Operative Nord, il Quinto Rigel, quell'elicottero NH90 comandato dal tenente colonnello Colucci, è entrato nella storia, non c'è una definizione diversa da questo, perché oggettivamente una cosa di questo tipo non si era mai vista, e quindi il dramma che abbiamo vissuto in questi mesi dovuto al coronavirus ci ha consegnato anche questa ulteriore novità e questo passaggio delle reliquie del santo sulla testa dei centinaia di migliaia di abitanti, quindi tutta la provincia di Padova. Questo è il momento appunto in cui partiamo dall'aeroporto Allegri, questo è l'arrivo a Schiavonia, ecco, lo vedo. Ieri noi non ci eravamo resi conto di che cosa stesse succedendo, perché chiaramente queste immagini di Sandro Ponchio, che sono straordinarie, in condizioni complicate, lo potete immaginare, documentano ogni momento. Da quando siamo partiti, ci siamo avvicinati all'elicottero, poi siamo saliti, poi siamo scesi a Schiavonia, e noi non vedevamo cosa ci stesse aspettando a Schiavonia, cosa stesse attendendo l'arrivo del santo a Schiavonia. Quindi quando poi siamo scesi, abbiamo fatto il giro attorno all'elicottero e abbiamo visto quel schieramento di medici e operatori, eccolo qua, lo vedete in queste immagini, vi giuro è stato un colpo d'occhio che era commovente, e con tutto il rumore, anche la difficoltà, vedete, il doppio microfono per sperare di sentire bene, che si sentisse bene da casa. Mi dispiace, mi hanno detto che un po' le preghiere di Padre Oliviero non si sentivano, abbiamo chiesto di parlare un po' più forte, ma insomma Padre Oliviero fa un altro mestiere, ecco, e comunque era un momento di raccoglimento che doveva essere rispettato. E quando abbiamo visto tutto questo, vi devo dire, tra l'altro questo è il direttore della rianimazione, quindi il dottore che più volte abbiamo intervistato in questi mesi, io non avevo riconosciuto dalla mascherina, e questo è stato, vi dico, un momento
davvero toccante, e anche raccontarlo con tutto quel rumore, con la difficoltà di non sapere neanche se eravamo in diretta, poi vi racconterò un aneddoto, diciamo, su questo. È stata un'improvvisazione totale. Ferdinando, abbiamo visto anche il direttore generale Domenico Scibetta visibilmente commosso, no? Quindi anche il medico, l'istituzione sanitaria per eccellenza, che magari non sempre con la spiritualità deve necessariamente avere qualcosa a che fare, però visibilmente commosso. Quindi ecco, forse è una spiritualità che è un po' cambiata. La città del Santo ha risposto davvero in una maniera incredibile. Forse questo coronavirus ci ha insegnato anche questo. Sì, ma guarda, perché troppo spesso noi non ci rendiamo conto che il ruolo del capo, per esempio quello di Domenico Scibetta, direttore generale dell'ULSEI, non è cosa semplice. Cioè lui in questi mesi ha dovuto confrontarsi sempre con medici magari in difficoltà, cui dare la forza, cui dare gli strumenti necessari tramite ovviamente la regione. Cioè, noi ci dimentichiamo che anche il capo è un uomo e che quindi in quel momento, quando si è commosso, io vi dico davvero, cioè è stato un momento in cui era racchiuso tutto. Poi a me è piaciuto molto anche il messaggio di Padre Oliviero, l'abbiamo ricordato più volte, perché era giusto che si volgesse lo sguardo in alto. Noi quando abbiamo bisogno di aiuto volgiamo lo sguardo in alto. Allora Antonio arrivava dall'alto, perché purtroppo, e i numeri ce lo hanno confermato, non poteva esserci la folla che conosciamo bene nel giorno del 13 giugno, almeno 30.000 persone. Siamo arrivati circa a 9.000 persone ieri in Basilica, tra chi ha visitato l'Arca, la Cappella delle Reliquie, chi ha partecipato alle messe, comunque tantissime persone. Quindi Antonio arrivava dall'alto perché guardando in alto si vede lui, che vuol dire guardare il Signore nel momento in cui ovviamente si cerca la pace dopo un periodo di grandissime difficoltà. Ci si affida, questo è il messaggio di Padre Oliviero, ci si affida guardando all'alto in una giornata difficilissima. E guarda Anna, lo sanno bene Andrea Basso in regia, che ho sentito poco fa, non so con chi sia, mi dispiace non ricordarlo, ma che lo zaino, Alberto, grazie, Alberto Piovesan, che ci fosse la connessione, che non è una semplice connessione telefonica, è audio e video, dall'inizio, quindi dal decollo dell'elicottero all'Allegri fino ad arrivare a Schiavonia, ripartire e poi ritornare all'Allegri dopo tutto quel giro di 2 ore, è un piccolo miracolo che io credo in quella giornata di ieri molti abbiano capito, soprattutto i tecnici, perché era davvero quasi impossibile che la linea tenesse tutto il tempo. Infatti siamo riusciti a coprire tutto l'evento, ma poi è stato bello anche vedere le forze sul territorio che hanno dato voce, ad esempio le interviste di Valentina Visentina, gli operatori della Croce Rossa, cioè sul territorio, l'intervista anche al regista Alfredo Bellucco, cioè si è cercato di disegnare davvero che cos'è questo 13 giugno per tutto il nostro territorio, facendo proprio ascoltare le varie voci, quindi a partire da quelle più alte a quelle che comunque hanno lavorato ieri per fare in modo che tutto andasse bene. Ma guarda, adesso io sbaglierei sicuramente mancando, a cominciare da Paolo Bottero, Fabio Verini in regia, Enrico Parolin, Massandro Ponchio con queste immagini straordinarie, Francesco Rattai, Cristian Roccaiende, Simone Squarcina, Luca Zampieri, Lucio Zanato, Valentina Visentin, cioè c'erano tutti, Andrea Benetti, Federico Cibotto, e quindi non vorrei mancare, Chiara Gaiani, Valentina Visentin, insomma tutti al lavoro. Era una squadra di numeri 1 assoluti, però chiaramente c'erano poi questioni tecniche che erano più grandi di noi, e però è andato tutto bene. Un lavoro strepitoso davvero di una squadra unica. Ieri siamo riusciti appunto anche durante il volo a trasmettere anche su Antena 3 i passaggi più importanti. Ti volevo dire una cosa che mi hanno sottolineato anche nella giornata di ieri, alcune reazioni, non solo nel momento in cui l'elicottero è passato, siamo passati sopra la Basilica del Santo, quindi immagina che emozione. Decine di persone residenti a Padova mi hanno scritto: siete passati sopra la nostra testa in questo momento. Questa è la scritta VO che avevano preparato, vedi il sindaco con alcuni residenti, è un momento emozionante, il paese simbolo. Tanti ci dicevano: siete passati sopra casa mia in questo momento. E poi altro momento molto toccante, la delicatezza, l'attenzione con cui i 2 ragazzi dell'esercito,
che è l'esercito che ha avuto un ruolo fondamentale nella giornata di ieri, come immaginerete, e il giorno prima nella preparazione, il sopralluogo con noi, con la quale, questa delicatezza con la quale accompagnavano la reliquia ex massa corporis di Antonio, prima per posizionarla a bordo in sicurezza, poi per il momento di schiavonia. Guarda, è stato un momento di unione straordinario da parte di tutti. Poi quel saluto di Padre Oliviero dall'alto. Tra l'altro domani ricorderemo ancora questo insieme a Padre Oliviero a Ring, domani sera. Ecco, infatti avremo modo di continuare a parlarne anche domani sera all'ora Ring. Sì, domani sera alle 21:15 è chiaro che dobbiamo avere una parte anche di approfondimento politico verso gli stati generali, e quindi ci sono tante cose di cui parlare sul fronte nazionale, non solo la data del voto, la ripresa del giorno della data, diciamo, che riguarda la scuola, l'inizio dell'anno scolastico, perché appunto Mattarella, capo dello Stato, sarà a Vo, quindi l'abbiamo ricordato più volte ieri. E poi ovviamente con Padre Oliviero invece sarà collegato con noi, perché insomma, siamo tutti un po' provati da queste 16 ore di diretta e la preparazione, soprattutto la tensione che ora un po' si sta sciogliendo, ma ripeto, non era mai stata fatta una cosa di questo tipo in diretta dalle 6 del mattino fino alle 22:30, 6 o 7 celebrazioni, sante messe in diretta, più tutti i collegamenti, gli approfondimenti. Guarda, da ieri di sicuro molte più persone, ce lo confermano anche i dati d'ascolto, lo immaginerete, ma quello è un dato che a noi interessa poco in questo, ma molte più persone hanno contezza della forza di Antonio e di che cosa rappresenti Sant'Antonio, perché poi abbiamo avuto modo di approfondire tante tematiche, la vocazione, cos'è il messaggero di Sant'Antonio, il lavoro. Ieri sera abbiamo avuto ospite anche un giovanissimo frate di 31 anni, da 10 anni ha iniziato il suo percorso e segue le vocazioni, tante cose che abbiamo, i devoti che hanno scritto, mandato le preghiere, acceso una candela digitale, no? Attraverso il sito 13giugno.org. Guarda, è stata una giornata unica. È un onore insomma anche poterla raccontare e renderla accessibile alle persone che stavano da casa. Grazie Ferdinando Avarino. Allora giustamente buon riposo. Anche Federico Fusetti e Ferdinando Garavello, perché poi ovviamente non voglio mancare, ma eravamo in tantissimi e lo sai bene Anna, quindi è giusto ricordare e ringraziare tutti, una squadra straordinaria quella di Media Nord-Est. Assolutamente, un grazie a tutta la squadra. Ferdinando Avarino, allora grazie, arrivederci, buon riposo. Giustamente, noi andiamo avanti. Allora avete sentito l'appuntamento a Ring domani sera, insomma, per continuare a parlarne, oltre ovviamente ad affrontare le varie tematiche politiche con l'avvio degli stati generali dell'economia. Ne abbiamo già parlato noi questa mattina insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella. Ma torniamo un po' sul tema del turismo, perché tra pochissimo avremo al telefono sia Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele al Tagliamento, che Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo. Quindi mandiamo in onda le immagini, il servizio che è stato realizzato proprio con l'apertura della stagione balneare di Bibbione, che segue quella di Jesolo. Andiamo a vedere com'è andata. Ovviamente è un'apertura che deve essere bene augurale, come è stata anche per Jesolo, e poi tra pochissimo con il sindaco faremo il punto e cercheremo proprio di capire in questo momento come sono le spiagge. Complici il tanto atteso sole, ecco le spiagge venete, l'assalto dei turisti fin dalle prime ore del mattino con lunghe code sulle strade, scene che non si vedevano da tempo e che fanno tirare un respiro di sollievo agli operatori preoccupati dopo il lockdown. Ma se il bel tempo ha attirato i cittadini locali, hanno cominciato a far capolino anche i turisti austriaci, anche se le frontiere con l'Italia riapriranno ufficialmente il prossimo 16 giugno. A Bibbione si parla tedesco. Wir hatten keine Probleme gehabt, auch kein Stau. Das ist immer positiv. Perfetto. Nessuna preoccupazione, dicono. A quanto pare la stagione è partita, non sarà facile, ma tutto è pronto. La Costa Veneta finalmente è pronta. In queste settimane abbiamo lavorato veramente tanto per farci trovare pronti. Sono state settimane difficili, anche di tensione, però ce l'abbiamo fatta.
siamo pronti, tutte le strutture sono aperte, siamo in grado di accogliere tutti gli ospiti. I primi turisti tedeschi cominciano già a farsi vedere in giro per le nostre spiagge. Auto e camper con targhe straniere cominciano ad arrivare, le spiagge venete si ripopolano e ormai tutto è attrezzato secondo le linee guida e le misure di sicurezza. I servizi di sempre, quella qualità che ci ha fatto diventare la prima regione turistica d'Italia, con un'attenzione ancora maggiore ai temi del distanziamento, ai temi della sanità, dell'igienizzazione delle strutture. Veramente la spiaggia della Costa Veneta è in grado di accogliere i propri turisti con la sicurezza al 100%. Spiagge ma non solo, il Veneto è una regione tutta da visitare, spiega Federico Caner, assessore regionale al turismo. Il Veneto è una grande regione con tante destinazioni turistiche, con tanti prodotti turistici. L'idea però è quella di comunicare in maniera unitaria, non solo nel mercato domestico, quindi veneto italiano, ma soprattutto all'estero. Per fare questo è bene che ognuno segua una stessa linea. Allora, Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele al Tagliamento, ci ha raggiunto telefonicamente, non riesce a collegarsi via Skype perché insomma l'abbiamo mandato a fare il reporter per Antenna 3 perché vogliamo un po' capire in questo momento com'è la situazione del litorale. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, c'è stato l'assalto alla spiaggia, anche se oggi insomma non è una giornata così soleggiata? No, abbiamo un discreto movimento, però è chiaro che il tempo gioca a nostro sfavore oggi, quindi però se il tempo fosse stato buono credo che avremmo avuto la stessa percezione ottima di ieri. Ieri è stata un'ottima giornata in termini di arrivi. Allora, intanto le chiedo di alzare un pochino il volume perché altrimenti la sentiamo poco. Ecco, forse sento che già un po' si sta sistemando con il telefono. Allora, sì. Comunque con l'apertura della stagione di fatto voi insomma siete pronti, vi siete fatti trovare pronti. Che tipo di ausili tecnologici avete per gestire le spiagge? Beh, noi abbiamo lanciato l'idea di garantire la sicurezza anche in ampi spazi di spiagge libere. Rimangono tali queste spiagge libere, cioè quindi non a pagamento, ma prenotando con un'app scaricata da www.bb1app.it possono prenotare il posto il giorno prima per il giorno dopo o il giorno stesso nel caso ci fossero ancora segnaposti, chiamiamoli così, liberi, e hanno a disposizione 25 metri quadri ogni famiglia. Abbiamo calcolato circa 4 persone per ogni, chiamiamolo, picchetto. Abbiamo 1800 stazioni di questo tipo, per circa possiamo accogliere quasi 8000 persone. Che cosa serve questo? Serve per dire che se dopo entro i 14 giorni in cui la pubblica amministrazione ha l'obbligo di tenere i dati, no, dei turisti, dovesse malauguratamente succedere un caso di positività, beh, noi siamo in grado di rintracciare i contatti stretti in spiaggia attraverso questo sistema. Credo che sia uno dei veicoli molto molto efficaci che abbiamo trovato per garantire, ripeto, anche nelle spiagge libere il massimo della sicurezza, e quello che è altrettanto importante, non ci si accorge nemmeno, voglio dire, è una cosa leggera, cioè il turista non si rende conto, ma per noi è straordinariamente importante ed efficace. Senta, tutte le strutture alberghiere sono riuscite ad aprire? Sono già aperte? Non ancora, lo stanno facendo appunto man mano che l'apertura delle frontiere consente appunto di arrivare ai graditi ospiti d'Oltralpe, naturalmente, oltre che quelli italiani. Non nascondiamo che per quanto riguarda gli italiani siamo un po' preoccupati perché abbiamo capito che avendo usufruito di tutte le ferie e la chiusura delle fabbriche potrebbero esserci delle aperture anche durante i mesi estivi, ma insomma credo che alla fine potrebbe essere, possiamo recuperare qualcosa di questa stagione che per un terzo circa è già persa comunque. Senta, per quanto riguarda il trasporto, possiamo dire che le corse sono ripristinate integralmente, anche quelle appunto per spostarsi lungo il litorale, cioè dal punto di vista dei trasporti possiamo dire che la fase 3 è iniziata? Assolutamente sì, noi abbiamo già chiuso l'accordo con Atvo all'interno della città, ci muoviamo
con le misure Covid, insomma con tutta la sicurezza sanitaria prevista, e adesso chiuderemo gli accordi anche per gli aeroporti, insomma, quindi vogliamo che la vita ricominci con la normalità, chiamiamo anche un po' di leggerezza, perché la vacanza insomma deve essere anche questo, un po' di spensieratezza, altrimenti ci portiamo dentro le angosce che devono invece piano piano sparire del nostro subconscio. Bibbione ha anche un po' la fortuna di avere queste spiagge molto ampie, no? Forse Bibbione rispetto ad altri litorali sarà più semplice rispettare le norme anti-assembramento. Ha visto insomma a Jesolo c'è stata qualche polemica perché insomma tra i chioschi non sempre sono state rispettate le norme. Cosa ne pensa? Sì, ho letto qualcosa, però voglio dire, io credo con molta serietà che non ci sono colpe, nel senso che se uno legge bene i protocolli sanitari, specialmente della fase 3, no? Molto è lasciato alla responsabilità individuale, cioè non è che il gestore possa gestire, possa organizzare tutto quando la gente si avvicina ai propri locali. È lasciato molto, cioè dobbiamo essere responsabili del fatto sì, di pensare alla nostra salute ma anche a quella degli altri. Non è un grosso sacrificio, insomma, in vacanza si può fare ancora meglio perché abbiamo più tempo. Quindi insomma io credo che rientreranno queste cose, ma certo un minimo di coscienza deve emergere e deve governare questi processi, altrimenti facciamo fatica. Senta, ultimissima battuta, non so se ha avuto modo di sentire la diretta del Presidente Zaia che ha detto insomma la deadline è quella del 15 di luglio, più o meno un momento in cui potremmo dire di essere tornati alla normalità, quindi determinate norme verranno allentate se non di fatto abolite. Quindi mascherina, l'antiassembramento, cosa dice? Guardi, io sono come governatore Zaia un uomo di Stato, cioè dobbiamo pensare molto realisticamente alle cose, cioè è chiaro che se il governatore si riferiva al fatto che al continuo calo della curva epidemiologica e che questa si stabilizzi assolutamente verso il basso, è ragionevole pensare così e vorremmo che fosse effettivamente così. Quindi auguriamoci che vada in questo modo e siamo tutti pronti comunque a governare i processi post-Covid, fase 3, eccetera, nel giusto modo. Noi siamo pronti, cioè noi è da mesi che lavoriamo a questi aspetti e sappiamo bene che dobbiamo prendere seriamente, senza scherzarci sopra in nessun modo, perché solo così si può veramente invitare i nostri ospiti nelle nostre località. Tengo a precisare, se mi si permette ancora un attimo, sì, che i cittadini ormai vogliono la sicurezza, magari non te lo dicono, ma se tu non fai le cose bene, non verranno in quel locale, non torneranno in quella spiaggia, non faranno la loro vacanza qua da noi. Quindi spetta a noi dare il massimo della sicurezza, ripeto, con una certa leggerezza però, no? Non ospedalizzare niente, non fare niente di questo, ma con molta serietà, cioè le cose, non si scherza su queste cose, e io credo che in questa fase chiamiamolo di pandemia, insomma di diffusione di questo terribile virus, gli italiani, i veneti, insomma hanno dimostrato quella serietà che forse qualcuno non ci imputava più, ma invece c'è e governa i nostri processi mentali. Grazie Pasqualino Codognoto, grazie per essere stato con noi in questo appuntamento. Questa mattina ovviamente ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Sindaco del comune di San Michele al Tagliamento, ma ovviamente con lui oggi abbiamo parlato della situazione delle spiagge di Bibbione. Grazie e buona giornata. Nell'attesa di collegarci e passare da Bibbione a Jesolo, vediamo, eccola lì, la vedo già pronta, la nostra Anna Maria Parisi per il consueto passaggio dopo il punto stampa di Zaia. Anna Maria. Sì, rieccoci, buongiorno Anna, anzi buon pomeriggio vista l'ora. Dunque, ricollegandomi a quanto dicevi tu con l'ospite da studio, la deadline perché si possa pensare di tornare alla normalità è appunto la data del 15 luglio, così il Presidente Zaia ipotizzando un ritorno alla normalità e speriamo che possa essere anche senza mascherina, anche se sarà molto difficile. Infatti a tale proposito
a proposito dei dispositivi di protezione individuale, i famosi DPI, sicuramente verranno utilizzati anche quando si avrà la riapertura delle scuole. Perché parlo di questo? Perché naturalmente tra le tante domande poste dopo la conferenza del governatore ci sono state quelle dei giornalisti, e tra queste c'è stata la domanda relativamente alla riapertura delle scuole in Veneto, visto che a livello nazionale la ministra Azzolina aveva ipotizzato una data su tutte, il 14 settembre, e comunque ricordiamo che l'apertura delle scuole riguarda la regione e qui da noi in Veneto, e visto che tra domani e dopodomani dal governo ci sarà la data con cui si andrà a votare, ipotizzando che possa esserci un election day, quindi una data unica per quanto attiene regionali e ricordiamo anche comunali, i comuni dove si dovrà rinnovare anche la carica del primo cittadino. Ecco, con questa premessa si può ipotizzare che le scuole in Veneto possano ricominciare o ai primi di settembre o addirittura verso la fine di settembre. Perché? Perché se la data, poniamo così ipoteticamente, possa essere attorno a quella del 23 settembre, le scuole dovessero iniziare il 14, ecco che poi di lì a poco dovrebbero essere chiuse, perché ci vorrebbero quei 5, 6-7 giorni per la sanificazione, per poi andare alle urne. Quindi una partita molto importante questa, di cui avremo sicuramente modo di darvi qualche delucidazione di più, anzi maggiormente nel dettaglio la volta di domani e dopodomani, quando si avrà dal governo la data ufficiale delle elezioni. Quindi la partita della scuola, possiamo già anticiparvi alcune indiscrezioni in merito a quelle che saranno le linee guida, che però sono ancora tutte da definirsi per quanto riguarda la riapertura delle scuole. Certamente ci saranno ingressi contingentati tanto in entrata quanto in uscita, e quindi una volta nelle aule entrati gli studenti saranno opportunamente distanziate le varie postazioni da studente a studente, così come quella dell'insegnante verso gli studenti con la cattedra, e poi ci sarà l'uso delle mascherine laddove ci si dovrà spostare in luoghi comuni, e sarà anche individuato un luogo per quanto attiene alla famosa pausa dalle lezioni, cioè per la ricreazione. Ecco, queste sono alcune piccole pillole, diciamo così, di cui vi forniamo questa anticipazione per quanto riguarda le ipotetiche linee guida regionali sulla riapertura delle scuole. Poi tra i temi forniti dal governatore in merito a un'intervista rilasciata a un noto quotidiano nazionale, dove va in polemica anche con il governo, dice: se dovessi fornire io dei dati con dei punti per quanto attiene anche alla ripresa, da subito direi l'autonomia del Veneto, naturalmente, poi iniettare risorse fresche all'economia, agevolare il pubblico dove nelle opere pubbliche, adottando il famoso modello Ligure, il modello Morandi, opere queste della infrastrutture che, ha detto il presidente Zaia, sono un sicuro volano per rimettere in moto il paese. E poi ha parlato anche degli ipotetici scenari che potrebbero manifestarsi, svilupparsi da qui a ottobre, uno scenario che è in continua evoluzione, visto che è in continua evoluzione la medicina e con le sue ricerche. E Anna Maria, scusaci. Quindi, Anna, io ancora non ti restituirei. Sì, dimmi. No, devo chiederti di attenderci 5 minuti, perché abbiamo il sindaco di Jesolo in collegamento, poi deve scappare, quindi se rimani lì con Paola Barbato, che ringrazio, davvero 5 minuti ad attenderci, perché devo passare la parola al sindaco di Jesolo che insomma ci ha dato la possibilità di questa intervista, ma deve assolutamente scappare. Allora, tra pochissimo con Anna Maria Parisi da Marghera. Invece io saluto e ringrazio Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi. Grazie, allora ecco, noi volevamo un po' capire, come abbiamo fatto prima per Bibione, in questo momento com'è la situazione a Jesolo, se c'è stato un assalto alla spiaggia, come peraltro si è verificato alcuni giorni fa, dove insomma gli stessi albergatori dicevano sembrava Ferragosto. Oggi com'è la situazione? Ma diciamo che oggi era una giornata importante anche per Jesolo, perché è il primo giorno in cui è obbligatoria tramite app la prenotazione per le zone libere. Però ha coinciso con una giornata incerta dal punto di vista meteorologico e quindi non c'è quella ressa che magari c'era ieri. Ieri c'era tantissime persone, però il prenotamento obbligatorio è partito da oggi, da questa mattina. Quindi ho fatto dei sopralluoghi anch'io personalmente, c'era sì gente che stava arrivando perché era un'oretta fa circa, però non la ressa di ieri per esempio. Comunque la gente ne è arrivata. Le prenotazioni sono giunte sugli stabilimenti aperti perché alcuni sono ancora pronti e la gente aveva prenotato, quindi l'applicazione qualcuno si lamenta che è un po' troppo macchinosa, però funziona e quindi questo è importante. Adesso cercheremo di migliorare alcuni aspetti più pratici e quindi cosa intende migliorare, Sindaco, dell'applicazione? Che cosa si può migliorare? No, ci sono dei passaggi un po' troppo lunghi, quindi bisogna semplificare, quindi se io entro ai j.beach scelgo il tipo di stabilimento che voglio andare, perché ne abbiamo una trentina, 32 precisamente, e quindi qua devi fare un giro un po' più ampio e quindi devi fare 2 o 3 passaggi sul tablet o sul smartphone, quindi vabbè, ma sono cose tecniche che le risolviamo sicuramente velocemente. Ero anche tra l'altro con un nostro giornale, un quotidiano che ha fatto delle interviste e mi sembrava che la gente era soddisfatta e quindi la paura che non funzionasse, che la cosa fosse un po' troppo macchinosa è stata superata, almeno per la prevalenza delle persone, e quindi potremo accogliere le persone sui 2-3 mila posti che abbiamo gratis, non a pagamento, sulle zone libere attrezzate, perché c'è un palletto di un ombrellone che segna i posti con la distanza tra ombrellone e ombrellone o posto spiaggia, come vogliamo chiamarlo, di di almeno 16 metri quadrati. Senta, Sindaco, ha visto un po', c'è stata qualche polemica in merito alla non osservanza delle norme anti-assembramento, mascherina, non mascherina, ha letto un po' il report che è stato fatto? Sì, ho letto, ma diciamo che le norme sono abbastanza semplici, cioè in sostanza quindi in spiaggia non serve avere la mascherina, quando si arriva, quando si va via serve avere la mascherina, così serve metterla quando si va magari nei servizi igienici, che ci sono sempre delle persone che controllano e sanificano quando è il momento, e quindi non tutti rispettano, ma insomma ormai le persone che sono di servizio stanno insegnando alle persone che devono rispettare queste piccole norme che abbiamo imparato quasi tutti, e quindi io credo che sarà sì difficile poter controllare tutti nelle giornate di intensa frequentazione, però tutto sommato io vedo che la gente in genere ha capito e quindi sta rispettando quelle che sono le regole. Quali sono secondo lei, Sindaco, le situazioni più difficili? Mi viene in mente, non so, il pranzo, lo spuntino al chiosco, i famosi chioschi del litorale iesolano. Quali sono un po' le situazioni che sono più difficili da tenere sotto controllo secondo lei? Ma diciamo, le situazioni più difficili sono proprio nei weekend, quando arrivano anche tanti bambini, ragazzini, che ovviamente non è facile far rispettare a queste persone, a questi bambini, quelle che sono le regole, perché giocano, vanno di qua, di là, è difficile controllarli a vista. In una famiglia che ha 2 o 3 bambini è la vita dura, Però insomma lei, considerando che i bambini dicono che difficilmente possono essere contagiati, i genitori che controllano, gli addetti alla sorveglianza anche, insomma tutto sommato io credo che possiamo convivere con questa situazione, sperando ovviamente che tra qualche settimana veniamo tutti liberati, si torna a essere un po' più liberi, perché insomma anche lei punta al 15 luglio. Anche lei punta al 15 luglio, come ha detto Zaia? Sì, io spero che prima addirittura, perché fra il 15 luglio è fra un mese. No, se invece c'è una cosa che mi preoccupa un po' è la movida del sabato sera con i giovani, con i ragazzi.
perché in fin dei conti se potessero aprire, ci fossero le condizioni per far aprire le discoteche, probabilmente sarebbe meglio, perché questi giovani vanno su questi locali che sono molto ampi e quindi c'è la possibilità di rispettare la sicurezza. Anche ieri sera i locali, le discoteche sono chiuse, quindi questi giovani erano tantissimi ieri, io non so da dove arrivavano, ce n'erano migliaia, e quindi vanno su locali piccoli, bar, pub, eccetera, e quindi è più difficile poterli far stare con rispetto delle distanze, perché sono locali piccoli. Adesso dalla prossima settimana apriremo anche queste terrazze sui plateatici in strada, quindi probabilmente ci sarà più spazio, quindi sarà più facile contenerli. Ma anche stamattina mi sono arrivate alcune foto di alcuni locali che effettivamente la gente era un po' troppo vicina, troppa gente rispetto al tipo di locale, quindi spazi abbastanza limitati. Comunque adesso ci daremo da fare. Se fossero arrivati i famosi steward, gli assistenti civici come li avevano lanciati un po' di tempo fa, lei sarebbe stato contento, per esempio, per una situazione così? Diciamo che non hanno titolo per intervenire, qua ci vuole gente che abbia l'autorità delle divise per far rispettare, altrimenti la gente non è che rispetta, non è che ascolti cosa ti dice una persona che non ha nessun tipo di solo controllo, solo suggerimento, solo dire stai attento qua, attento là, però ci sono delle persone, non tutti ascoltano e non tutti sono rispettosi. E purtroppo insomma è così, non si riesce sempre, sarebbe bello, no? Se davvero... Lo so, ma qua parliamo di migliaia e migliaia di persone che arrivano soprattutto nel weekend, il sabato con i giovani e da domenica giovani, ma anche famiglie, la domenica vanno in spiaggia prevalentemente. Però mentre la spiaggia c'è uno spazio aperto e ampio, quindi è più facilmente controllabile e gestibile, e ovviamente i locali è difficile, come dicevo prima, perché tantissimi locali nella nostra via principale, che è via Baffile, che hanno 50-60 metri, che hanno messi 3-4 tavolini, non c'è più spazio per nessuno, certo. Tra il bar eccetera, quindi è difficile. E poi diciamo che i gestori saranno sicuramente attenti, però non è facile, perché arriva questa gente, magari il gruppo di amici si siedono di qua, è un po' complicato. Speriamo che vengano attenuate le norme di sicurezza, addirittura che finisca tutto come dicevamo prima, che torniamo a poter far godere i nostri ospiti delle meritate vacanze, che tutti hanno voglia, tra l'altro. Allora, insomma, siamo anche noi, come lei, in attesa di capire quale sarà l'andamento dei dati. Sulla base di questo verranno prese delle decisioni e giustamente lei dice speriamo che sia prima del 15 di luglio. Intanto l'ultima ordinanza, per esempio, che è stata emanata dal Presidente Zaia, ha la scadenza del 10 di luglio. Io la ringrazio, Sindaco, le auguro una buona giornata. Valerio Buona giornata, Zoggia. Grazie a voi. Grazie, arrivederci Sindaco. Allora andiamo un attimo in pubblicità e poi subito con Confartigianato Vicenza, ma anche Veneto, con il suo Presidente, per parlare di imprese. Pubblicità. 14.09, ancora buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti voi. Siamo partiti parlando degli stati generali dell'economia per toccare la cultura, con l'esempio del Comune di Vicenza, che farà la prima rappresentazione teatrale dal vivo al Teatro Olimpico, proprio dedicata agli operatori sanitari. Abbiamo poi parlato di turismo con i comuni di Jesolo e di Bibbione, quali sono le prospettive, quali sono le problematiche legate alla nuova app per poter accedere alle spiagge libere, e poi ovviamente non potevamo non tornare sulla giornata di ieri con la lunga diretta e il volo del Santo sulle zone più colpite dal coronavirus. Adesso ovviamente il tema è anche quello dei nuovi contributi a fondo perduto che a partire da domani si potranno ottenere, e per toccare questo tema e poi insomma avere anche uno sguardo un po' più ampio sull'attuale situazione abbiamo contattato Confartigianato Imprese Vicenza, Imprese Veneto, anche con il suo presidente Agostino Bonomo. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli spettatori. Allora, grazie per essere con noi. Agostino, senta, noi partiamo dalla cronaca, ovvero dal fatto che da domani pomeriggio in via telematica si potranno far partire le prime richieste dei contributi a fondo perduto per le imprese e che Confartigianato Imprese Vicenza poi di fatto la categoria può diciamo fare da intermediario per queste domande. Lei ha espresso da sempre la sua felicità, ha detto insomma per una volta i tempi ci sono, le tempistiche sono state rispettate. Che cosa succede? Come funzionano questi contributi a fondo perduto? I contributi a fondo perduto sono per quelle imprese che sono state obbligate a chiudere dalle ordinanze, per cui o dai decreti nazionali o dai decreti regionali. Ecco, speriamo che veramente poi questi contributi arrivino in fretta, perché quello di cui abbiamo bisogno è fare presto, perché sappiamo benissimo che le nostre aziende vivono del cash flow che riescono a produrre durante il mese e a fine mese si pagano i fornitori, a metà mese si pagano i propri collaboratori e poi si vive con quello che si riesce a produrre, per cui veramente noi abbiamo bisogno di fare in fretta. Speriamo che veramente il portale funzioni, che non siano come tutti quei portali che finora abbiamo visto, tipo quello dell'INPS, piuttosto che il portale del Fondo Centrale di Garanzia che sta intasando il lavoro delle banche e dei consorzi fidi. Ecco, comunque non solo Confartigianato Vicenza, ma tutte le Confartigianato, le 7 Confartigianato del Veneto, con oltre le 120 sedi che sono sparse sul territorio veneto, sono a disposizione degli associati per avere assistenza, per avere informazioni, per aiutare gli associati a fare questo tipo di domande. Ecco, per queste domande sono stati anche apportati degli importanti correttivi, insomma, su spinta anche vostra. Di che cosa si tratta? Noi abbiamo tentato di ridurre in maniera importante quello che è il carico burocratico, per cui abbiamo lavorato su quelli che sono i sistemi di calcolo, su quelli che sono i prerequisiti che le aziende devono avere per poter accedere ai contributi. Diciamo che un buon 90% delle nostre proposte sono state accettate e devo dire che qui è stato fatto un buon lavoro da Confartigianato tutte. Senta, lei ha dato anche alcuni dati, poi insomma è arrivato anche il momento di fare i primi calcoli, no? In merito a che cosa sono stati questi mesi di chiusura per le nostre imprese artigiane. In particolar modo un crollo evidente si è verificato nell'export di tutto il macro settore della manifattura. Era un crollo prevedibile, come giustamente lei ha commentato. Quali sono le prospettive secondo lei adesso? Cioè, che cosa ci possiamo aspettare? Qual è insomma uno sguardo sul futuro? Lo sguardo sul futuro è uno sguardo un po' strabico, nel senso che abbiamo alcuni mercati che sono i nostri mercati di riferimento che tutto sommato per quanto riguarda le percentuali di tenuta ci sono. Dobbiamo però fare un'analisi su come è andato il periodo di lockdown. Noi abbiamo chiuso per ordinanza con quel sistema di codice Ateco in un momento in cui si stava viaggiando con gli ordinativi e si stava producendo. Abbiamo avuto 3 giorni di tempo per chiudere le nostre imprese, in un momento in cui appunto si stava facendo produzione. Poi siamo stati chiusi e era solo l'Italia in quel momento che aveva il problema del lockdown, perché i nostri paesi di sbocco invece stavano ancora lavorando. Per cui il lockdown in questi paesi è arrivato subito dopo, con un ritardo magari di 15 e 20 giorni. Ecco, questo cronoprogramma, se vogliamo chiamarlo così, delle chiusure ha fatto sì che nel momento in cui noi abbiamo riaperto avevamo da smaltire alcuni ordinativi che erano in corso e che erano già in fase di lavorazione. Ecco, il timore ora è che non ci sia un ricambio di ordinativi, che non ci siano nuove commesse, e il timore va nel secondo semestre dell'anno, per cui noi stiamo continuando a monitorare questo settore. Però vorrei lanciare un grido d'allarme anche non soltanto per il settore manifatturiero, ma anche per quei settori che magari non sono stati colpiti dal lockdown, che sono stati sempre aperti, ma che di fatto non hanno potuto lavorare e magari con dei settori che non hanno come sbocco l'internazionalizzazione e l'export, ma che lavorano soltanto sul mercato domestico. Faccio riferimento, per farvi capire, magari
ai fotografi. I fotografi in questo periodo per loro era un periodo di altissima stagione, perché c'erano i matrimoni, c'erano le cresime, c'erano i battesimi, c'era l'avvio di tutta una serie di fiere, non soltanto nazionali ma anche internazionali, per cui i fotografi preparavano i cataloghi, andavano a lavorare nelle fiere. Gli stessi allestitori di fiere, anche questi sono completamente fermi. Il trasporto persone con i bus operator, gli NCC, ma anche i taxi, questi non sono mai stati fermi, ma si trovano un rallentamento della loro produttività che è molto ma molto vicina al 100%. Ecco, che cosa ha fatto il governo per queste categorie? Insomma, un'altra cosa interessante è, attraverso il suo sguardo come presidente di Confartigianato Imprese Veneto, e anche capire un po' i pro e i contro di questa modalità del governo di gestire l'emergenza. Ma vede, quando si tenta di capire quali sono i settori che più sono colpiti, e lo si vede da un punto di osservazione che assolutamente deve fare sintesi, che è il governo, per cui la parte nazionale del governo, si fa fatica a capire quali sono le situazioni lungo tutto lo stivale, e il lavoro che noi abbiamo fatto era stato quello proprio di portare tutte queste situazioni. Ecco, noi temiamo che questo tipo di categorie che non hanno avuto chiusure per ordinativi nazionali o regionali, ma che hanno potuto tenere aperto, ma nella realtà hanno avuto cali di fatturato, non possano avere degli aiuti di Stato, tanto quanto quelle aziende che sono state chiuse per ordinanza. Ecco, per cui l'appello che stiamo facendo, e anche al tavolo degli Stati Generali dell'Economia, è quello di tenere in considerazione, proprio perché nessuno, anche questo tipo di categorie, proprio perché nessuno rimanga fuori dagli aiuti. Io proprio qui volevo arrivare, sono partiti ieri gli Stati Generali dell'Economia, hanno parlato i big europei, da domani sarà la volta veramente dei discorsi, insomma, forse un po' più concreti, dei grandi imprenditori, delle associazioni di categoria. Quali sono le istanze che devono assolutamente arrivare, anche della vostra categoria, per poter ottenere i fondi famosi del Recovery Fund? Beh, non è solo un problema di recupero dei fondi del Recovery Fund, perché lì quello che noi chiediamo è che sia fatta una chiarezza normativa, perché se la parola d'ordine è fare presto, perché bisogna iniettare liquidità nelle imprese, e poi i vari decreti che si sono susseguiti non vanno a fare chiarezza rispetto a quelle che sono poi i carichi burocratici. Faccio riferimento per esempio al fatto che sul Cura Italia c'era un preciso limite temporale, che era quello delle 72 ore dal momento in cui si faceva domanda, ma poi se non si toglie l'obbligo da parte delle banche di fare l'analisi sulla capacità restitutiva delle imprese, il che vuol dire che bisogna comunque fare un'analisi e una richiesta di prefattibilità al Fondo Centrale di Garanzia. Dietro alla prefattibilità c'è il famoso allegato 4 che prevede la presentazione del business plan dell'impresa, dei bilanci, di tutta un carico burocratico che assolutamente non è previsto dal decreto, ma che, non andando in deroga e non essendo prevista una deroga a quelle che sono le procedure normali sia del Fondo Centrale di Garanzia sia di Banca Italia, fa sì che tutto si sia bloccato. Inoltre, con la grande mole di lavoro che arriva e il grande carico di domande che arriva al portale del Fondo Centrale di Garanzia, e il Fondo Centrale di Garanzia si ferma e ci vogliono anche 20-25 minuti di attesa per poter accedere. Pensi che alcune banche, ma soprattutto i nostri consorzi fidi di Confartigianato, hanno dovuto mettere in smart working degli impiegati per farli lavorare dalle 5 di sera a mezzanotte, un momento in cui il portale aveva meno carichi, per poter accedere e riuscire a colloquiare con il portale del Fondo Centrale di Garanzia. Per cui ci vuole tanta chiarezza di questo che noi chiediamo. C'è il rischio che succeda la stessa cosa anche per il bonus del 110% ristrutturazioni? Beh, anche qui non siamo in una situazione di chiarezza normativa, perché rispetto al 110% precedente, quello il provvedimento pre-Covid, in questo caso si è data la possibilità alle banche di poter essere il soggetto al quale si può girare il credito d'imposta. Peccato però che le banche non abbiano una normativa tale ancora da poter recepire questo credito d'imposta, per cui anche qui ci vuole una chiarezza normativa. Ecco, per concludere anche la sua domanda di prima,
Noi non chiediamo soltanto aiuti, ma chiediamo che ci sia una sburocratizzazione di tutte le pratiche. Un esempio su tutti: fare un colpo di spugna sul vecchio codice degli appalti che non dava la possibilità alle piccole imprese di accedere a tutta una serie di lavori pubblici con tutti quanti i danni economici che da ciò ne consegue. Senta, a questo proposito, voi, insomma, la battaglia per la sburocratizzazione è una battaglia che conducete da molto tempo, sostanzialmente. Un'altra delle grandi battaglie è quella un po' legata al fisco. Lei ritiene che negli Stati Generali dell'Economia ci sia uno spiraglio anche per nuove frontiere di tassazione anche nei confronti delle imprese artigiane? Beh, vi è assolutamente tutto quelle che erano le nostre istanze pre-Covid rispetto a delle tassazioni inique nei confronti delle imprese, ma vi è soprattutto un grande timore, e le richieste che faremo, rispetto a tutte quelle scadenze che sono state procrastinate a settembre, che se non vengono rateizzate a settembre saranno una mazzata per le imprese e sicuramente ci sarà un'ecatombe di imprese. In questo momento, com'è la situazione del Veneto ad oggi, dal punto di vista delle imprese? Ad oggi noi abbiamo tutta delle situazioni assolutamente diverse, proprio inerenti alle categorie di appartenenza. Per quelle categorie che lavorano nel manifatturiero della meccanica, come ho detto prima, oggi si sta lavorando su vecchie commesse e il grande timore è per un'eventuale mancanza di rinnovo di commesse e di nuove commesse. Sempre nel manifatturiero il settore tessile e abbigliamento ha perso una stagione e quella stagione non ci sarà più, per cui lì o si interviene con dei contributi a fondo perduto e con una iniezione di liquidità che comunque deve essere la più lunga possibile. Infatti abbiamo presentato anche degli emendamenti affinché i mutui che verranno erogati non abbiano una scadenza di 6 anni, ma che possano essere portati a 10 anni. Ecco, per cui il settore manifatturiero del tessile e dell'abbigliamento sta soffrendo in maniera particolare proprio per il fatto che ha perso delle stagioni. Sul mercato domestico stiamo attendendo veramente con molta attenzione il 110% come ecobonus, perché il settore dell'edilizia, che già non era ripartito a pieno il 9 di febbraio, per cui ne era pre-Covid, e anche qui abbiamo un timore che proprio per una mancanza di liquidità degli italiani o per una paura del futuro, per una paura del proprio posto di lavoro, non possano magari fare dei lavori o spostino in là dei lavori nel settore dell'edilizia. Certo, anche nell'attesa di capire qualcosina di più, insomma, di questo... Assolutamente. Il settore poi legato al turismo, quello è un'incognita grandissima, perché vediamo che non riparte, soprattutto finché non si riaprono le frontiere e non abbiamo quella quota che era molto vicina al 60% di turismo estero. Evidentemente in questo momento non c'è e tutto ciò che è l'indotto del turismo sta soffrendo in maniera particolare. Senta, e poi ci dobbiamo lasciare per tornare dalla nostra Anna Maria Parisi e poi continuare ovviamente con tutte le altre notizie. In apertura di questa edizione straordinaria, Agostino, abbiamo parlato di questi stati generali dell'economia come forse uno dei primi momenti di ascolto del governo nei confronti delle categorie. Vi sentite ascoltati? Beh, finora devo dire che con il governo è stato difficilissimo interloquire a livello romano. È stato molto più facile interloquire con la Regione Veneto. Noi avevamo delle conference call in diretta quasi un giorno sì, un giorno no, 2 o 3 volte alla settimana con l'assessore mercato, con il presidente Zaia, con i vari assessori di riferimento. Devo dire che l'attenzione nei confronti del governo nei confronti delle associazioni di categoria tutte non è stato proprio così puntuale e preciso. Noi abbiamo veramente delle aspettative importanti rispetto agli stati generali dell'economia. Nella prossima settimana, tra martedì e mercoledì, Confartigianato dovrebbe essere sentita e lì abbiamo tutta una serie di cartelle e di dossier aperti e speriamo sia la volta buona che veramente venga fatta un'analisi importante di questo grande settore che è quello della micro e piccola impresa, che poi è il 98% delle imprese italiane, per cui non è una percentuale socio-economica da trascurare, ma è veramente l'ossatura del paese.
Agostino Bonomo, Confartigianato Imprese Veneto, grazie. Allora ci risentiamo martedì, mercoledì alla volta, insomma, delle vostre audizioni. Buona giornata. Grazie a lei, buona giornata a lei e agli spettatori. Pochi secondi di pubblicità e poi proveremo a ricollegarci con la nostra Anna Maria Parisi. Eccoci di nuovo in onda, giusto il tempo per darvi davvero le ultime ore e poi lasciarci per il nuovo appuntamento delle 17:30. La notizia è questa, ovvero che c'è stato un nuovo assalto di visitatori a Venezia, quindi insomma questa domenica ha visto nuovi turisti nel veneziano, insomma dopo tutto il periodo di difficoltà e di lockdown è da registrare un tutto esaurito per quanto riguarda i parcheggi proprio per le visite nella città lagunare. Poi l'altra notizia è quella che riguarda il proseguimento degli stati generali dell'economia. Avete sentito Agostino Bonomo per Confartigianato Imprese Veneto che ci ha raccontato che la loro audizione è fissata per mercoledì e invece domani in audizione sarà il gruppo delle province, quindi le province unite e poi anche l'ANCI. Ovviamente l'obiettivo delle province, così come si legge nell'ANSA, è proprio quello di destinare almeno la metà dei fondi previsti dal Recovery Fund alla sistemazione del nostro territorio, dunque alla sicurezza. E si parla di edilizia scolastica, ma anche di ponti e di strade, quindi tutte quelle infrastrutture che ovviamente vengono gestite ancora dalle province. Sono le 14:30, questa edizione è terminata, grazie per essere stati in nostra compagnia. Con l'edizione straordinaria ci vediamo alle 17:30. Arrivederci.